se le interlocuzioni dialettali sono state riportate testualmente, sono state oggetto di traduzione o entrambe? Allora, sono state tradotte in italiano perché altrimenti non aveva senso, insomma, trascriverle in napoletano, tranne le espressioni quelle, diciamo, ritenute tipiche, magari non facilmente traducibili in italiano con una parola che fosse corrispondente esattamente a quella in napoletano, quindi magari in quel caso è stata scritta in napoletano e tra parentesi è stata data, diciamo, una interpretazione, una traduzione. Quindi mi faccia comprendere, sì. Per le parti in napoletano non abbiamo solo, nel vostro elaborato è riportata solo la traduzione o c'è, diciamo, il testo a fronte? Cioè... No, c'è la traduzione, così ci è stato chiesto, non c'è stato chiesto di trascriverla in napoletano e di tradurla, c'è stato chiesto di trascriverla in italiano. Le faccio un esempio banale. Che ne so, Katzim, magari è stato scritto Katzim e tra parentesi è stata data un'interpretazione della parola, però quelle proprio intraducibili perché non c'è in italiano un termine univoco che corrisponde a quella parola in dialetto, magari è stata lasciata così. Premesso che io adesso non ricordo se il quesito fosse specificamente rivolto, cioè fosse stato chiesto di operare una traduzione o se fosse stato previsto di prevedere un testo a fronte in modo da poter verificare. No, è stato previsto di operare una traduzione, avvocato. Sì. Per carità, No, glielo ricordo. Volevo solo comprendere, ma per la traduzione dal napoletano all'italiano voi avete consultato, risultano fonti bibliografiche che consentono questo tipo di operazione o la traduzione è stata operata sulla base di una vostra personale conoscenza del dialetto? Sulla base della nostra conoscenza. Quindi non esiste per quanto a sua conoscenza, fonti bibliografiche, dizionari o traduzioni ufficiali di cui vi siete avvalse per interpretare il dialetto? No, la conoscenza personale del dialetto napoletano. Però volevo anche un attimo ricordare ai periti, mi pare che voi abbiate anche allegato il dischetto contenente il parlato, la fonte diretta, giusto? Lo ricordi pure? Noi 5 periti ci siamo regolati in questa maniera. Inizialmente c'era una mole di audio di una certa entità, ce lo siamo divisi in maniere in parti uguali tra tutti, con l'impegno da parte dei colleghi che non conoscevano il napoletano di inviarci le conversazioni in dialetto napoletano. Perché noi abbiamo fatto una suddivisione, facciamo 10 ore ciascuno, però poi ciascuno nel momento in cui si imbatteva in una conversazione in dialetto napoletano ha lasciato perdere e ce l'ha inviata a noi direttamente. Come diceva giustamente il giudice, noi nel nostro elaborato abbiamo inviato un file sia PDF sia Word e poi c'è un file multimediale che vi dà la possibilità di ascoltare l'audio e di leggere lo scritto. Per cui se voi lo ascoltate, il dialetto napoletano lo ascoltate e controllate, tra virgolette, la traduzione che è stata fatta. La ringrazio. Due ulteriori precisazioni. Quindi mi conferma che non c'è una trascrizione fonetica del dialetto, c'è solo la traduzione secondo l'interpretazione data sulla base delle vostre personali conoscenze. Certo, non ci è stato chiesto, altrimenti l'avremmo fatto come l'avremmo fatto per altre Non vi è stato chiesto perché sarebbe stato lavoro inutile con spese inutili a carico dello Stato, dal momento che il Tribunale non avrebbe potuto comprendere quel dialetto. No, lo so, ma sto dicendo aspetti. In calabrese e poi di tradurlo. No. Però mi scusi, avvocato Galluccio, mi scusi, è per il verbale. Non vi è stato chiesto perché sarebbe stata un'inutile spesa a carico dello Stato, in quanto il Tribunale, non avendo comprensione del dialetto napoletano, non avrebbe in qualche modo potuto comprendere quello che voi aveste scritto. Tuttavia la presenza di un file audio multimediale consente a chi conosce il napoletano di verificare se quanto scritto corrisponde a quello che è stato detto ed eventualmente di contestarlo con ogni conseguenza.
Va bene, andiamo avanti, prego avvocato. Sì, no, io volevo un chiarimento. Sì, ma ha reso anche il Tribunale. Lei non deve giustificare la sua domanda, che è ammissibile, ed il Tribunale non deve giustificare le sue risposte, che sono doverose. Vada avanti con la prossima domanda. Un chiarimento proprio su quello che ci ha appena rappresentato, cioè mi faccia comprendere, perché questa è una circostanza che può essere utile per noi conoscere. Se ho compreso bene, però mi corregga se sbaglio, vi siete divisi il lavoro secondo criteri di ripartizione del lavoro, poi i trascrittori che si imbattevano in una frase, in un'espressione dialettale, trasmettevano al perito trascrittore che comprende il dialetto napoletano soltanto la frase o l'intera conversazione? L'intera conversazione. Ho capito. Motivo per il quale noi abbiamo fatto più ore degli altri. Quindi diciamo, quando nell'ambito di una conversazione italiana erano inserite delle espressioni dialettali, veniva trasmesso al collega l'intero diciamo, progressivo per la sua interpretazione. Va bene, diciamo, per completare diciamo, la risposta le posso dire anche questo, che in molte conversazioni si trattava di accento napoletano. Okay, quindi anche chi conosce l'italiano e non il napoletano era assolutamente in grado di trascriverle, perché comunque era un accento e basta, una cadenza. Lo stesso senese parla in napoletano ma parla anche in romano, per cui quando parla con quelli romani parla in romano, quando parla con quelli napoletani parla in dialetto napoletano. Le conversazioni in dialetto non sono tutte, cioè no, lo so, lo conosco. Moltissime si tratta soltanto di un accento e grazie a Dio è una lingua che insomma anche chi non conosce questo ne sono consapevole. È abituato a sentire, insomma, non era così complicato da tradurre, diciamo, quelle proprio strette dialetto erano una parte. Senta, l'ultima domanda, poi non disturbo oltre. Quindi i periti trascrittori che conoscono il dialetto napoletano erano chi in particolare? Anna Lucia Stornaiolo in particolare, perché lei è napoletana, e io. E dica il suo nome di nuovo. Luigina Dinnelli. Senta, quindi anche lei conosce il dialetto napoletano? Sì, abbastanza. Senta, un'ulteriore questione, l'identificazione dei locutori all'interno delle conversazioni, come lo avete, perché io non lo so perché non ho potuto, ancora non abbiamo avuto copia del vostro elaborato, quindi mi scusi se chiedo cose ovvie che sono state specificate sullo scritto, però volevo comprendere. È stato attribuito un'identità alle voci parlanti e come e in che modalità? Allora, è stata attribuita un'identità sulla base della richiesta della dottoressa del giudice del collegio, dell'indicazione dei nomi da Brogliaccio. Ho capito, quindi l'identificazione delle voci parlanti l'avete desunta dal Brogliaccio. Grazie, non altre domande. Poi, vabbè, nel corso della conversazione ovviamente se si sono chiamati troverete la doppia indicazione che da Brogliaccio risulta certo. Vincenzo, da conversazione Ensuccio, insomma questo era. Perché è capitato che ci fossero delle. E sono stati, nel nostro caso, non so loro, ma nel nostro caso abbiamo indicato tutti gli appellativi con i quali viene chiamato. Ensu, Enzo, Enzi, Vincenzo, cioè tutti. Perfetto, la ringrazio. Diciamo, abbiamo fatto il possibile per rendere le cose più. Vabbè, voi avete domande? Allora, noi vi ringraziamo, l'incarico è stato unico perché la Stornaiolo e la Dinnella sono intervenute a supporto degli altri 3 periti inizialmente nominati. Oggi in rappresentanza abbiamo sia la signora Dinnella per il dialetto napoletano, sia la signora Bonaria Pugioni per le conversazioni in italiano. Pertanto il Tribunale ritiene che con la vostra audizione sia stato sufficientemente confermato l'elaborato senza esigenza di sentire anche gli altri periti a conferma che voi rappresentate e che oggi non sono potuti venire, salva poi la volontà da parte delle difese che eventualmente lo rappresenteranno di voler richiedere ulteriori integrazioni sulle domande, all'esito della visione delle intercettazioni, e eventualmente il Tribunale deciderà di richiamare i periti. Grazie.
Un'ultima Dica. cosa tecnica. Allora, noi abbiamo consegnato il supporto multimediale solo al Tribunale, quindi il pubblico ministero, se vuole, possiamo fare avere una copia, insomma, tranquillamente. Per quanto riguarda anche sia gli avvocati che per adesso io non ne ho bisogno, non so se le difese se lo chiedono, per insomma. una Sì, cosa le copie dal tecnica, Tribunale, sì. Una cosa tecnica, quando lei apre la cartellina dove c'è l'elaborato, c'è una voce che si chiama ricerca. Se lei clicca su quella ricerca, in alto gli appare una mascherina dove lei indica qual è il numero di progressivo che vuole riascoltare o la data, insomma qualsiasi riferimento la rimanda, però per qualsiasi spiegazione insomma ci può contattare, le spieghiamo esattamente come funziona il programma. Grazie molte, buongiorno, buon lavoro. Ovviamente Presidente, noi solo per il verbale insistiamo nella già dedotta nullità della trascrizione derivante dalla messa a disposizione dei periti di atti non utilizzabili in dibattimento, questione che avevamo già ovviamente sollevato in sede di conferimento di incarico, è già stata respinta al Tribunale, per cui semplicemente mi riporto a quell'eccezione, immagino che il Tribunale si riporterà a quello. Certo, non ha bisogno di confermarla il Tribunale perché ha già provveduto all'inizio. Presidente, mi scusi, può dare l'atto Dica. della presenza Avvocato Fabrizio Gallo per Caroccia e Mauro? Scusate il ritardo. Di nulla, non si preoccupi. Quindi avvocato Fabrizio Gallo di fiducia era stato sostituito da chi? Dall'avvocato Carlo Carli, quindi oggi è presente personalmente l'avvocato Gallo. A questo punto chiediamo al pubblico ministero se su incarico del Tribunale ha provveduto a identificare quei dichiaranti che la difesa voleva sentire ex articolo 195 quali testi di riferimento. Sì, Presidente, io deposito la nota del nucleo speciale di polizia valutaria in data di ieri del 20 maggio in cui, come dire, vengono esplicitate alcune circostanze con le generalità e con altre considerazioni che metto a disposizione del Tribunale in modo che così potranno le difese prendere cognizione. Sì, allora il Tribunale acquisisce agli atti questa nota e dispone che la Cancelleria provveda ad effettuare Sì, ora ne do atto, comunque provvede a cura della Cancelleria ad valutare tramite DAP ex articolo 195 Restuccia De Angelis Gentile, Restuccia con R di Roma, De Angelis e Gentile, e il Tribunale dispone che la Cancelleria provveda ad effettuare un DAP al fine di verificare le modalità di citazione degli stessi che poi verranno stabilite in via interlocutoria tra un'udienza e l'altra. Do lettura di questa nota. In realtà non è una identificazione certa di questi signori Restuccia Giuseppe, De Angelis Gennaro e Gentile Maurizio. Potrebbero identificarsi, ciascuno è scritto nella nota con le generalità indicate. Si rappresenta tuttavia che la consultazione della banca dati SD ha evidenziato l'esistenza di numerosissimi omonimi e che il contenuto dello stralcio dell'ordinanza del Tribunale, la nostra, allegata alla delega conferita dal PM, fornisce invece come unici elementi per l'individuazione dei testi ammessi su richiesta difensiva generici nomi e cognomi associati a nominativi di collaboratori di giustizia che hanno riferito in dibattimento fatti da loro appresi del relato. Ciò per significare che l'individuazione delle generalità e degli indirizzi di residenza delle persone indicate nella citata ordinanza, come riportata su in elenco, deve ritenersi probabile ma non certa, perché eseguita in base alla selezione dei nominativi aventi maggiore caratura delinquenziale, residenti nella capitale o comunque in territorio laziale ed aventi collegamenti con organizzazioni criminali operanti in questo territorio. Questo è il contenuto della nota della quale si dà lettura. Quindi
viene acquisito agli atti ed esibito ai difensori, che poi ne prenderanno visione quando insomma c'è un attimo al termine dell'udienza. Intanto viene inserita agli atti questa nota informativa di cui si è data lettura, con gli incombenti della cancelleria di provvedere tramite DAP a verificare l'eventuale stato detentivo di questi soggetti. Allora, detto questo, possiamo procedere all'esame dei testimoni di oggi secondo il programma calendarizzato. Ci sono delle urgenze per cui qualcuno vuole essere sentito prima di altri? Prego. Sì, Presidente, chiedo scusa, sono l'avvocato Ferraro. Se era possibile iniziare con il D'Alessandro, perché un soggetto che ha avuto un po' di problemi di salute ultimamente, quindi mi chiedeva se era possibile per tornare. Va bene, quindi sentiamo il signor D'Alessandro Ruggero, giusto? Perfetto. Sì, perfetto, che è, papà, è il papà dell'imputato D'Alessandro Luca. Poi, Presidente, per Barretta, in seconda battuta chiederemo di poter sentire il curatore Ferrarese Davide. Va bene. E il maresciallo Fusari, visto che vengono da Verona, poi dovrebbero rientrare. Va Grazie. bene. Signor D'Alessandro Ruggero, buongiorno. Si accomodi a quel microfono. Sì. Buongiorno. Allora, dia le sue generalità al microfono. Come si chiama, dove e quando è nato, dove abita? D'Alessandro Ruggero, nato a Napoli 12/6/54. Residente Castellabate, via Vittorio Emanuele, senza numero. Va bene. Allora, lei è tratto a giudizio come testimone chiamato dalla difesa di suo figlio, che è imputato davanti a noi, quindi non ha l'obbligo di testimoniare, ha facoltà di astenersi. Sì. Cosa vuole fare? Vuole testimoniare oppure no? È una sua scelta. Sì, se testimonia ha l'obbligo di dire la verità. dico la verità. Benissimo. Allora, legga quella formula che vede davanti a lei ad alta voce. Consapevole della responsabilità morale e giuridica, e assumo con la mia disposizione e mi impegno a dire tutta la verità, non altro che la verità, e non a nascondere nulla di quanto è in mia conoscenza. Bene, risponda alle domande dell'avvocato Ferraro. Sì, buongiorno signor D'Alessandro. Sì. Allora, che attività lavorativa svolgeva suo figlio negli anni passati, quando è iniziato, e che tipo di attività svolgeva? Allora, la mia azienda, io mi sono sempre occupato di packaging personalizzato. Non ho capito di che cosa. Packaging. Cioè confezionamento? Sì. Tenga però sulla mascherina, mi scusi. Però non riesco. Lo so, ma lasci pure stare, che tanto si riesce a parlare anche Va bene, così. va bene. Va bene. Quindi packaging personalizzato Sì, lei fa. lui lavorava con me in azienda fino a qualche anno fa, insomma. Per una quindicina d'anni ha lavorato con me. Dopodiché che cosa è successo? Ha cambiato lavoro? Con chi ha iniziato a lavorare? Poi hanno aperto questo settore dell'abbigliamento, che lui si occupava, aprirono un capannone al GIS di Nova, che faceva questa attività di abbigliamento. Da solo o insieme a qualcun altro? Stava con Alessandro Cosentino. Sente, come andavano gli affari per suo figlio e il suo socio? Abbastanza male. Ci può spiegare un attimo in che senso, come l'è venuto a sapere? No, diciamo che inizialmente li vedevo molto in difficoltà, anche perché gli diedi anche una mano presso la banca a fargli aprire un conto, però insomma non è che ho fatto belle figure. La interrompo per far capire al Tribunale perché ha dovuto dare una mano per far aprire un conto. Perché avevano difficoltà ad aprire questo conto in altre banche. Avevano problemi bancari? Sì, diciamo problemi così. bancari. Okay. Entrambi? Cosentino di più, perché lui era sia fallito che protestato come persona fisica. Il suo figlio? E mio figlio aveva problemi in CRIF, tutte queste cose qua. Ok.
E quindi quando sono iniziati questi problemi con l'attività di abbigliamento da parte di suo figlio? Guardi, non sono andati mai bene, mai bene. Quando sono andati via da Nola, si sono appoggiate anche presso il mio capannone a Melito di Napoli e sono stati là circa un anno per poi andarsene di te di una mano, non pagavano pigioni, non pagavano corrente, non pagavano niente, insomma, e poi andarsene al Lago Patria. Ci aprirono un'attività sempre uguale, abbigliamento, queste cose qua. Però non è che andava bene la cosa. E suo figlio le raccontò che non andava bene, le spiegò perché non andava bene, le spiegò quali erano i problemi che aveva? I problemi li ho saputi dopo. Lo spiega al tribunale. Usura, praticamente, che poi quando è successo che diciamo che un giorno mi chiamò mio figlio e mi invitò ad andare al Lago Patria dove avevano questa attività e mi spiegò un po' tutta la problematica che avevano contatti con questi qua di Milano, circa 3 milioni di euro. Questi qua chi? Questo Antonio Sorrentino e Giancarlo Vestiti, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, può proseguire. Ma che vuol dire per 3 milioni di euro? Avevano dei debiti con loro, perché loro gli avevano venduto abbigliamento e altre cose, poi di preciso non lo so. Ma 3 milioni di euro di debiti avevano? 3 sì, milioni di euro? 2-3 milioni di euro, questa è la somma che parlava. E le raccontò anche un po' le dinamiche relative ai pagamenti? No, io ho assistito perché lui prima stavamo solo io e lui, poi in secondo momento vennero anche questo Giancarlo Vestuto e questo Antonio Sorrentino e praticamente io assistetti a tutta questa situazione che loro parlavano, insomma un po' alterati perché logicamente chiedevano questi soldi e tutte queste cose, però io sinceramente proprio la domanda che feci, guarda, è mai possibile? Io faccio un'attività da tanti anni, a me non mi ha dato mai nessuno un pito di 3 milioni di euro. Cioè voi a 2 cretini gli avete dato 3 milioni, allora 2 sono le cose. E uno di loro dice, allora che dici che sono uno stronzo? Dice no, stronzo non lo sei. Però ci stava la fine. È perché non si possono dare 2-3 milioni di euro a una gente così, come la penso io, Sente, poi proseguì quel discorso, lei è rimasto, è stato presente all'altro? No, io sono stato, quella serata sono stato tutta la serata. Poi loro non hanno voluto più che io ero presente. Le riunioni l'hanno fatte in secondo momento senza di me. Senta, e poi che è successo? Suo figlio sa se ha pagato, sa se i rapporti con questi signori erano buoni, ha avuto problemi? I problemi, uno che deve avere i soldi e un altro che li deve dare, insomma, secondo me non erano problemi. Anche perché c'era quell'attività, Cosola, come si chiama? Loro sono stati molto istigati da Alessandro Cosentino, che li ha istigati contro Luca, contro mio figlio. Addirittura questi 2 signori hanno minacciato mio figlio con la pistola, l'hanno fatto inginocchiare a terra. Vestiti e Sorrentino? Sì. Vestiti e Sorrentino? Sì. Senta, e l'hanno costretto a pigliare l'attività che stava a Lago Patria, di darla direttamente a Alessandro Cosentino, cioè mio figlio di quell'attività, tutti i soldi spesi là dentro, se ne è dovuto andare senza dire nemmeno passa 1000 lire per te, 1 euro per te. È dovuto uscire fuori così. Senta, signor D'Alessandro, sì. e poi lei ha ricevuto altre visite di qualcuno che chiedeva soldi per suo figlio? Diciamo che quando ho visto la situazione un po' critica,
Disse a mio figlio che era meglio che andavo via da Napoli perché stava rischiando la vita. E lo fece andare, noi abbiamo una casa a Coppa. A Campo di Giove per caso? Sì. E perché consigliò di andarsene? Perché stava rischiando molto. Anche perché quando lui poi si è reso irreperibile, io mi sono trovato in ufficio 10 persone, tutta gente di Napoli che conosceva il suo Alessandro Cosentino, tutti delinquenti, che insomma... E che volevano da lei questi? Come? Che volevano? Soldi. Perché per mettere a posto la situazione di Giancarlo Vessia, ecco, allora cercarono soldi negli altri posti, però li andarono a prendere dove proprio non dovevano andare, era più rischioso ancora. Cioè per pagare dei debiti andarono a prendere soldi da altre parti, sì. Chiesero altri soldi ad altri soggetti. La situazione è peggiorata ancora di più. Va bene, Presidente, io non ho altre domande. Va bene, gli altri difensori? Solo una domanda, Avvocato Coppola, chiedo scusa. Le risulta che il signor D'Alessandro e il signor Cosentino hanno messo a disposizione di Vestiti e Sorrentino i loro appartamenti per cercare di saldare questo debito? Guarda, io sono stato accompagnato da Giancarlo Vessuto da un commercialista al Corso Umberto a Napoli, perché ci volevano pigliare una casa di mia madre, c'è un'eredità di mia madre, che poi io insomma dicevo sì, però non ho fatto niente, non gli ho dato niente, questa è la verità. Mentre Alessandro Cosentino diceva che lui la casa, disse io vi do i soldi, vi do la casa di mia madre, cose che non ha dato nemmeno lui. Beh, sai i motivi per quali non sono state date? Guarda, io sono stato a quella riunione una sola volta e ho assistito a queste pagliacciate. Quindi lei ha assistito sostanzialmente ad una situazione dove si cercava di mettere un freno a queste continue pressioni, da quello che ho capito. Ma le aggressioni sono pressioni, chiedo momento e dopo. E un'ultima domanda, lei prima parlava di un'attività che è stata ceduta, ma com'è finita poi questa storia? Cioè suo figlio è andato direttamente a Campo di Giove o a un certo punto ha aperto un'altra attività vicino a quella dell'abbigliamento? Aprì un'altra attività vicino, un pub, sì. Proprio a fianco, che dovette scappare perché il problema era grande. Questo chi, scusi? Abbandonò tutto. D'Alessandro, suo figlio aprì il pub? Okay. Abbandonò tutto, mentre Cosentino con la moglie, con la compagna, ancora hanno l'attività là, fanno l'abbigliamento ed altre cose che io non so bene. Devo vedere un attimo questa cosa. Va bene, non ho altre domande. Gli altri difensori hanno domande? Scusi, possiamo solo evitare perché non sappiamo bene i nomi di tutti gli avvocati, magari se possono dire il nome prima di fare le domande. Sì, allora per ora le domande sono state fatte inizialmente dall'avvocato Ferraro, che è appunto l'avvocato del D'Alessandro, poi dall'avvocato Coppola, che è l'avvocato del Cosentino, e adesso dall'avvocato Lippi, che è l'avvocato del Leone. Prego. Buongiorno, senta, soltanto un paio di domande. Un attimo fa ha detto come si possono dare 3 milioni di euro a persone così. Sì. Ma questi soldi nelle intenzioni d'Alessandro e del Cosentino dovevano servire a che cosa? Guarda, io di questo non lo so, non ne posso dire niente perché io ho assistito solamente al finale della cosa. Lei cosa mi vuole domandare? Se mi dice bene cosa mi vuole domandare, insomma, io la rispondo. A cosa servivano? Loro gli hanno dato delle cose, una fornitura per il passato e non hanno pagato, come dicono loro. Poi non so se oltre alla merce ci sono anche i soldi per altre cose. Questo non lo so io.
si era per conoscere, sarò più preciso, se erano dei denari utili a far fronte ad un investimento futuro, ovvero se erano dei denari con cui si dovevano ricanare delle situazioni debitorie precedenti, se lo sa. Allora, il signor Cosentino, il signor Alessandro Cosentino, aveva i debiti già nella pancia della mamma, pertanto lui sta sempre con i debiti ed sta ancora con i debiti, perché lui paga circa 10.000 euro al mese di debiti lui. E ha coinvolto anche mio figlio in questa storia. E lei sa per caso hanno ricevuto 3 milioni di euro e sa questi soldi che fine hanno fatto, come sono stati utilizzati? Io secondo me la domanda che dobbiamo fare a Alessandro Cosentino, che fine hanno fatto questi soldi? E un'ultima domanda, lei ha mai sentito parlare di Tonino Leone? No. Non ho altre domande, grazie. No, non conosco nessuno. Ci sono altre domande da parte degli Sì, imprenditori? giudice, Presidente, posso? Chi? Avvocato Corcione. Per la posizione. Per Sorrentino Antonio. Sorrentino, prego. Salve signor D'Alessandro. Sì. Il collega in parte già le ha chiesto questa cosa, il collega che mi ha preceduto, ma questo debito che avevano suo figlio e il suo socio nei confronti di Sorrentino e Vestiti, come si era creato? Avevano acquistato della merce? Loro, la merce secondo me 3 milioni di euro non c'era, secondo il mio punto di vista. La merce era troppa. Era troppa? Non c'è stata nemmeno, ci vuole un capannone così grande per mettere 3 milioni di euro. Ma allora non aveva un capannone così grande. Ma la merce che loro hanno acquistato dal signor Sorrentino e dal signor Vestiti, l'hanno venduta? Guardi, ma io l'attività commerciale non la conoscevo, glielo ripeto, come ho detto anche, cioè loro facevano questo lavoro con loro di comprare l'abbigliamento, poi lo rivendevano, non so nemmeno chi erano i fornitori. Quindi non sa se è merce acquistata tutta in una volta o in più tranche, in più volte? Credo in più tranche, credo più tranche. Senta, lei sa se... Non credo che era solo merce. Lei sa se la merce che poi veniva acquistata veniva venduta anche sotto costo? Per pagare secondo me sì. Per pagare i debiti secondo me sì. Quindi era merce venduta sotto costo? Compravano a 10 euro, la vendevano a 8 oppure di fare i soldi. Nessun'altra domanda, Presidente, grazie. Sì. Grazie, io non ero, è un pensiero che faccio io. Prego, ci sono altri. Carlo Marino, difesa Vestiti per il verbale. Senta, signor D'Alessandro, lei ci ha detto che suo figlio aveva 2-3 milioni di euro con Vestiti Sorrentino per merce che era stata acquistata, se ho capito bene, in varie tranche. Ma suo figlio aveva anche debiti con altri soggetti, oltre che con Vestiti Sorrentino, se lo sa? Guarda, i debiti si erano maturati nella zona di Napoli, debiti ad usura. No, ma io ho chiesto una domanda diversa. Se suo figlio e il socio avessero altri debiti per acquisto merce con altri fornitori. Guarda, di preciso non lo so, non ne so rispondere di questo. Non lo sa, va bene. I debiti ci stavano per usura... No, ma non è la domanda che le ho fatto. No, Cioè le ha chiesto l'avvocato, gli unici fornitori di suo figlio e del Cosentino erano solo Vestiti e Sorrentino o avevano anche altri fornitori? Ma guarda, qualche volta ho sentito parlare di un signore a Firenze che gli vendeva merce, però non so di preciso. Va bene. Io sono stato chiamato solamente nella parte finale. Quindi quello che è successo prima non lo sa. Il debito come è nato non lo so, I debiti? No, io non le ho chiesto, lei perdoni, io le faccio delle domande, la prego semplicemente di rispondere a quello che le chiedo. Sì, io la domanda che le ho fatto è se oltre ai debiti che avevano con Sorrentino e Vestiti c'erano altri fornitori che avevano fornito merce ai suoi... non le posso rispondere perché non lo so. Va bene, è sufficiente così, non lo sa e va bene, quindi non può rispondere. Non lo so. Allora, andiamo avanti. Vorrei che lei mi chiarisse bene la questione della minaccia con la pistola, se è un fatto a cui ha assistito lei o se le è stato riferito. Mi è stato riferito. Da chi? Da mio figlio. Da suo figlio. Suo figlio le ha detto sono stato minacciato con una pistola. E poi dopo ho dovuto lasciare anche il locale al signor Cosentino. Adesso andiamo, sì. Adesso arriviamo. Allora, quindi l'episodio della minaccia è un fatto che le è stato riferito. Sì.
Parliamo io non ero presente. Certo, se non era presente è stato riferito, quindi lei riferisce quello che le è stato detto. Adesso vorrei dei chiarimenti invece sulla questione dell'immobile, quindi sempre se ho capito bene, ma se ho capito male lei mi corregge. Sì. Quindi avendo un debito di 2-3 milioni di euro, varie discussioni con Sorrentino e Vestiti, a un certo punto c'è una proposta di dargli delle case. È Sì. così? E siete... No, loro pretendevano queste cose. Loro pretendevano. Se sentite tutto, lo padre Cattena, la famiglia di Cattena, questo dicevano. Molto bene. Cioè, E quindi avete fatto una riunione presso un commercialista per parlare di questo? Allora io una volta solo con Giancarlo sono stato al Corso Umberto da un commercialista che non mi ricordo il nome. Sì? Non mi ricordo il nome, era in un palazzo. Vabbè, non importa, non ricordo il nome. Di Si cosa avete parlava- parlato? Si parlava di questa cosa, l'atto di proprietà, queste cose qua, che poi non se ne è fatto più niente. Ah, ecco, non se ne è fatto più niente. No. E come mai non se ne è fatto più niente? È perché non era nella mia... di buttare la casa di mia madre, una eredità di mia madre e darla a loro, questa è la verità. Ho capito. Senta, non è che per caso la casa di sua madre era sotto sequestro? No. E quindi non poteva essere data. Le faccio una domanda molto precisa perché le chiedo di ricordarsi bene su questo fatto. Lei non può non sapere della casa Allora di sua noi madre. avevamo due case, una, io ho delle case a San Marco di Castellabate, perché mia madre è nativa di là, Sì? e poi avevamo delle case sotto sequestro al Lago Patria, che non si potevano, tanto non gliele potevo vendere. Glielo dissi che non era possibile. Quindi non si è fatto niente, non No. si poteva fare niente neanche dall'inizio, se erano sotto sequestro. Quelle là erano sotto sequestro, pertanto non si potevano fare. Se C'era quest'altra proprietà che loro dicevano allora dammi questa qua. Va bene, e non gliel'avete data. No. E non gliel'avete data. Senta, non è che per caso questa riunione è stata fatta perché Sorrentino e Vestiti, che dovevano avere 2-3 milioni, avevano fatto una minaccia che avrebbero denunciato per truffa? Suo figlio. Se le risulta come è fatto? No, non mi risulta. Questo non lo sa. Ma non lo potevano denunciare per truffa. Ma questo diciamo, è un altro discorso. Io le ho fatto una domanda diversa, ho detto, le risulta che questa riunione o queste riunioni relativamente a questi immobili siano state fatte perché Vestiti e Sorrentino hanno detto a suo figlio e all'altro vi denunciamo per truffa, e loro hanno detto no, ti diamo queste cose, poi sono state fatte questi incontri e si è visto che non c'erano immobili da dare e non si è fatto questa niente. cosa io non c'ero e non glielo so rispondere. Io le so dire solamente che sono andato con Giancarlo Vestiti da questo commercialista e quello che si è detto prima nelle loro riunioni io non c'ero. Vabbè. Comunque di fatto poi alla fine non va dato niente, giusto? No. No, va bene. Nessun'altra domanda, grazie. Va bene, ci sono altre domande da parte dei difensori? No? Quindi pubblico ministero ha domande? Nessuna domanda. Voi avete domande? Grazie, può andare? Posso andare? Buongiorno. Ok, Buongiorno. Quindi a questo punto introduciamo i testi della lista Barretta, giusto? Sì. E che sono? Di iniziare dal curatore avvocato Ferrarese Davide. Chi vuole sentire? Inizierei dal curatore Ferrarese. Ferrarese Davide, possiamo fare entrare. Sì. Lista Barretta. Ruggero. Buongiorno avvocato Ferrarese, si accomodi pure al microfono. Dica le sue generalità. Allora, Davide Ferrarese è nato a Verona 7/8/1980, studio in Verona, domiciliato via Scalzi 20 Verona, residente Peschiera del Garda, via Cossiga 4. Bene, legga pure la formula che vede davanti a sé. Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto mia conoscenza. Risponda pure alle domande della difesa del signor Barretta. Sì. Buongiorno, avvocato Zambaldo nella difesa Barretta.
Buongiorno. Buongiorno. Senta, avvocato, lei conosce la società VEM SRL oppure il signor Barretta? Allora, conosco la società VEM SRL, sì, perché sono stato curatore fallimentare, mi pare il fallimento sia del 6 febbraio 2019. Il signor Barretta non lo conosco personalmente, lo vedo oggi sostanzialmente, è però un nome che è emerso come possibile amministratore di fatto, diciamo, della società VEM SRL. Cioè, il nome lo conosco, sì. Bene, quindi lei l'incarico lo riceve, diciamo, nel settembre 2019? Febbraio. Febbraio, quindi sì. del 2019. Sì. Senta, lei nell'ambito della sua attività ci sa riferire quale tipologia di debiti ha portato al fallimento della società VEM? Cioè, sono debiti rispetto a fornitori piuttosto che debiti verso l'erario? Allora, vuoi sapere i debiti dei creditori che hanno chiesto il fallimento o i debiti? Cominciamo dai debiti dei creditori che hanno chiesto il fallimento. Allora, chi sono? I crediti vado a memoria, mi sembra che fossero tutti i fornitori, i creditori che hanno chiesto il fallimento. Ci sono state 5 istanze di fallimento di fornitori, di cui 3 sono state, diciamo, istruite dal Tribunale, 2 sono state dichiarate assorbite perché nelle more del deposito delle prime 3 delle prime 3 istanze di fallimento, la VEM aveva depositato una domanda di concordato preventivo, che poi è stata dichiarata inammissibile perché non è stato versato fondo spese per altri motivi, insomma, non ero io che seguivo come commissario quella procedura. E invece quindi, tra i debiti ammessi al passivo fallimentare cosa c'è? I debiti ammessi al passivo fallimentare sono un po' di tutti. Anche verso l'erario? Scusi? Anche verso l'erario? Ci sono anche debiti verso l'erario, verso banche, qualcosa anche verso ex dipendenti, fornitori. Allora io ho riguardato un attimo, ho ammessi al momento al passivo debiti per circa 2 milioni e 6, però ci sono delle domande tardive che vengono esaminate adesso a luglio, che sono per altri 300-400 mila euro, c'è un passivo di circa 3 milioni, più o meno, sì. Reso esecutivo? Scusi? Passivo già reso esecutivo di 3 milioni di euro? Lei ha detto c'ha delle domande tardive, ma il passivo reso esecutivo, già reso esecutivo, è di 3 milioni di euro? Qualcosa di meno, 2 milioni e 6, qualcosa del genere. Era, mi pare, 2 milioni 567 mila, poi è stata fatta un'opposizione allo stato passivo che è stata risolta tassativamente con altri 80-90 mila euro ammessi, insomma, circa 2 milioni e 6. Se volete io ce l'ho, se poi... No, ma è in grandi linee, penso, avvocato, sì, o no? Sì, certo, grandi linee. Prego, avvocato. Senta, in base alla sua attività, diciamo, di ricostruzione della storia e della vicenda della VEM SRL, lei ha potuto ricostruire o comunque comprendere, ci sa riferire a quando risale il periodo della crisi, quella che poi ha portato, diciamo, alla richiesta di fallimento della società? Allora, io devo fare una premessa su tutte le valutazioni che sono state fatte nel fallimento, nel senso che l'amministratore della società fallita non era mai comparso da me e non mi aveva mai portato la documentazione contabile, per cui mi potevo muovere solo sui bilanci che tra l'altro sono stati... Quando è fallita, mi scusi, la società? Nel 2019. E l'ultimo bilancio depositato in Camera di Commercio? Risale all'esercizio 2016. Poi io ho acquisito un bilancio non pubblicato, non mi sembra neanche approvato, al 31/12/2017, che era stato prodotto dalla VEM unitamente alla domanda in bianco di concordato preventivo. Poi il Tribunale aveva ordinato alla VEM di sempre depositare delle somme. Scusi? Di depositare delle somme
Non le ha depositate. Sì, poi avevano ordinato di depositare una situazione patrimoniale più aggiornata, quindi è stata depositata sempre nell'ambito della procedura di concordato preventivo una situazione contabile, un bilancino lo chiamiamo, insomma, di solito provvisorio. 30 ottobre, sì. 39 Senta, però l'avvocato le aveva fatto una domanda diversa, diciamo, posto che lei, non avendo avuto la documentazione contabile, ha ricostruito il volume d'affari, il patrimonio solo attraverso le notizie attinte dalle banche dati ufficiali, le chiedeva l'avvocato: da queste notizie è possibile individuare l'epoca e la causa del dissesto? Allora no, finisco la premessa un secondo di prima, perché poi la finanza nel luglio del 2020 mi ha portato della documentazione sequestrata, però anche quella documentazione sequestrata non è completa perché non c'è un quadro completo di scritture contabili, alla luce soprattutto del fatto che sostanzialmente il libro giornale, quelle cose lì principali, si fermano al 2016 e il registro IVA fino a giugno 2017 e via dicendo. E dove è stata sequestrata? Mi scusi allora per inciso questa documentazione, dove l'hanno trovata? Mi ha detto il maresciallo della finanza che credo sia stata sequestrata presso Arcella Raffaele, che era l'amministratore di diritto, diciamo, della VEM. Sì, va bene, andiamo avanti. Prego. Ecco. Quindi leggendo questi dati contabili nel bilancio 2010, mentre i bilanci fino al 2016 si chiudevano in utile, il bilancio 2017 riporta una perdita superiore ai 2 milioni, tale da rendere il patrimonio netto negativo per 1.800.000 e oltre euro, che è stata imputata dalla società, che deriva da una svalutazione che faccio un po' fatica a comprendere, di crediti e attività compresi, crediti e disponibilità nell'attivo circolante. Quindi in base a questo bilancio 2017 sostanzialmente al 31/12/2017 la società era in stato di perdere capitale sociale con patrimonio negativo per importi. Quindi nella sostanza già dal 2016, perché i crediti che gonfiavano, diciamo, l'utile di esercizio sono stati poi motivatamente svalutati nel 2017. Nel bilancio 2016 non ci sono neanche crediti per quell'importo per cui dopo sono stati svalutati nel 2017, sono per importo inferiore, quindi faccio anche un po' fatica a comprendere questa posta. Poi dal punto di vista dell'esteriorizzazione, diciamo, della crisi, il grosso mi sembra che risalga all'inizio del 2018, cioè le segnalazioni di sofferenza bancaria, queste cose qui, anche se rovistando le carte ho visto che già nell'agosto, mi pare 2017, la VEM aveva subito un pignoramento mobiliare per un importo non particolarmente rilevante, ma era stato fatto un pignoramento presso il Tribunale di Padova. Quindi, mobiliare? Mobiliare, sì. Erano stati sequestrati banconi, beni del negozio, diciamo. Stigliature, arredi del negozio. Arredi e vestiti, vestiario. E merce, quindi. Poi sono stati venduti a poco più di 1.000 euro, mi pare. Erano stati fatti un paio di tentativi d'asta e quindi questo. Prego, avvocato. Senta, nel fallimento VEM sono solo debiti o ho potuto anche ricostruire se c'erano delle posizioni creditorie non riscosse? Questo è un elemento un po' complicato, nel senso che il bilancio, sostanzialmente mi sono basato sul bilancio al 30/11/2018, dove c'erano indicati crediti anche per importi importanti, solo che non riuscivo ad individuare verso chi fossero perché non erano... non avendo le scritture contabili, non aveva la possibilità di azionarle queste pretese creditorie della fallita, no? Una circolarizzazione dove in realtà un debitore per un importo rilevante tra l'altro mi aveva fornito prova che invece risultavano pagati questi debiti, adesso non ricordo il nome, ma alcuni erano irreperibili e via dicendo. Adesso mi sono ripromesso di riprovare a vedere se riesco a recuperare qualcun altro nominativo di questi debiti per ricircolarizzare, ma è un'attività piuttosto complessa perché
tenendo conto che ad esempio non ho nessuna scheda contabile, quindi faccio fatica a ricostruire, a dire mi dovete questi soldi per questo o quest'altra fattura. Senta, e l'attivo finora recuperato quant'è? Zero? Vabbè, i 1.000 euro di stigliature merce avete venduto, no? No, sono state vendute. Ah, sono state pignorate, ha ragione, quindi va bene. Sì. Prego, avvocato. Sì. Ci ha detto prima che, diciamo, nell'ambito della sua attività di curatore aveva convocato l'Arcella, che è l'amministratore di diritto della VEM, ma non si è presentato. Sì. Ecco. Quindi rispetto a questa sua attività, diciamo, istruttoria, quante persone ha sentito per ricostruire la vicenda VEM SRL? Allora, io ho sentito, mi sembra 4 persone, ancora nel 2019, che sono la dipendente Chiara Billato, che mi era stata segnalata dal commercialista, che pure ho sentito, che era il dottor Botta, Pasquale Botta, commercialista di Verona, che mi diceva che questa Chiara Billato era sostanzialmente chi si occupava dell'amministrazione, ecco, della contabilità, insomma, la prima nota. L'abbiamo sentita l'altro ieri. Poi ho sentito un fornitore e creditore istante il fallimento, cioè un rappresentante del regale, rappresentante del fornitore, che si chiama Barter for Media SRL, la società di Padova, tale signor Zampieri, se non ricordo male, Luca Zampieri, che era creditore sotto diversi aspetti, insomma con società legate perché era creditore sia come Barter for Media, che era una società che faceva forniture di abbigliamento, e anche come 2 società che erano locatrici, credo, di parte del compendio del negozio di Padova. Cioè non so come mai fossero 2 società, probabilmente era un immobile composto, insomma, con 2 società, comunque a titolo di canoni di locazione. Quindi ho sentito la Chiara Billato, la Zampieri Luca Botta, e questo Zampieri, e la signora Emanuela Pezzini. Il dottor Botta chi è, scusi, il commercialista? Il dottor Botta era il commercialista che seguiva la società fino a un certo momento, perché poi i rapporti si sono risolti, tant'è che è uno dei creditori istanti fallimento, insomma. E la signora Pezzini chi era? La signora Pezzini era sostanzialmente un soggetto che allora, formalmente era impiegata lì della VEM. So da quelle informazioni che ho raccolto che era, non so se la compagna, la moglie del signor Barretta, e il soggetto, quel Zampieri che avevo sentito, mi aveva detto di ritenerla sostanzialmente una sorta di coamministratore, comunque che gestiva parzialmente. Questo Zampieri ha detto che quando la VEM si presentava presso il suo showroom, magazzino, non so cosa avesse lì a Padova, per fare gli acquisti, si presentavano Barretta e Pezzini firmando assegni e facendo i contratti, insomma. Quindi dopo io avevo mandato una lettera risarcitoria sia a Barretta che alla Pezzini che ad Arcella per i vari danni, insomma, subiti dai creditori, dalla massa dei creditori. In quel momento lì si è presentata da me la Pezzini, accompagnata dall'avvocato, dicendo che invece lei si occupava soltanto di scegliere i prodotti da acquistare, insomma. Ecco, non ho avuto poi altri riscontri dagli altri 2 soggetti che ho sentito su questo ruolo. Presidente, lei risulta di aver anche cercato o convocato il Barretta? Vado a memoria, mi sembra di sì, però non ha un indirizzo che probabilmente risultava irreperibile. Io ho preso un indirizzo che avevo dalle visure camerali, mi pare a Caserta, non è mai tornato dietro. Va bene. Senta, poi sempre in base alla sua attività, alla documentazione che ha potuto acquisire e all'indagine che ha svolto, lei ha potuto comprendere, ci sa riferire com'era strutturata la società VEM? Cioè, c'erano anche altre società collegate, c'erano dei punti vendita piuttosto che un magazzino? Allora, strutturata io finché la VEM,
Allora, cosa succede? Il fatto principale è che mi pare nel marzo 2018 la VEM aveva fatto una sorta di spin-off creando 2 società dove configurava come socia comandante, se non vado errato, che erano la Mania SAS di VEM e la Simple SAS di VEM, di cui sono pure curatore fallimentare anche di quelle, dove sostanzialmente aveva creato 2 rami d'azienda, uno relativo alla vendita al dettaglio e uno relativo alla vendita all'ingrosso. Quindi la vendita al dettaglio era curata dalla Simple SAS di VEM, che aveva dei negozi, la vendita all'ingrosso era curata dalla Mania SAS di VEM. E credo che sostanzialmente con questa operazione poi la VEM avesse smesso di operare autonomamente. E mi scusi, ma questi rami di azienda a queste 2 società sono stati ceduti, affittati? Che cosa, con quale forma sono stati trasferiti? La VEM ha fatto un conferimento di ramo d'azienda nel momento stesso in cui ha costituito 2 conferimenti di rami d'azienda nel momento stesso in cui ha costituito queste società. Per cui il ramo d'azienda poi è stato valorizzato come quota di partecipazione in queste 2 società di nuova costituzione. Nel NUCO con un conferimento di ramo d'azienda, sono 2. Sono state fatte operazioni speculari lo stesso giorno, nello stesso periodo temporale. Insomma, e chi erano gli amministratori delle 2 società che acquisivano i rami d'azienda? Allora, gli amministratori... No, perché la VEM era socia comandataria, ho detto una cosa sbagliata, quindi l'amministratore era la VEM sostanzialmente. In persona di chi? Dell'Arcella? Della VEM è sempre stato l'Arcella. Barretta Massimiliano. No, Barretta abbiamo detto Arcella, di fatto. Raffaele. Arcella Raffaele. Arcella Raffaele. E poi c'era un socio comandante. Allora, originariamente Simple e Mania avevano come soci comandanti Massimiliano Barretta e la Emanuela Pezzini. Barretta di Mania e la Pezzini di Simple. Quindi di Simple la Pezzini era socia comandante. Che era quella che si occupava della vendita al dettaglio, giusto? Avevano dei negozi, sì, vendita al dettaglio. Mentre Mania, che era vendita all'ingrosso, aveva per un periodo come socio comandante Barretta. Poi hanno ceduto le quote, mi sembra tutti e 2 al tale Gennaro Oppolo, che non ho mai avuto modo di conoscere, insomma. Le quote di socio comandante. Mentre la socia comandataria era la VEM. E quando gliel'hanno cedute ad Oppolo Gennaro, le quote? Vado a memoria, tenga conto che sono vissute veramente poco queste società, credo la società di marzo può essere stato settembre-ottobre la cessione. Settembre-ottobre del? Si parla tutto del 2018, tenga conto che la Mania, che è la prima che è fallita, è stata costituita nel marzo 2018 ed è stata dichiarata fallita sostanzialmente insieme alla VEM. Quindi andata avanti nemmeno un anno, da marzo 2018 a febbraio 2019. Mi sembra verso settembre. Ma si chiama Mania o Manila? Mania. So che è un'altra società di cui ho avuto modo di sentir parlare, perché credo collegata sempre non so, insomma, in qualche modo collegata a signor Barretta, però è un'altra società che non c'entra niente. Dovrebbe essere stata dichiarata fallita, ma dal Tribunale di Brescia. No? Questa è Mania, senza la L. Manila SRL, so che esiste del Tribunale, un fallimento credo del Tribunale di Brescia. Insomma. Prego, Avvocato. Senta, ci ha parlato prima di un concordato o di concordati che poi non sono giunti a termine. Sa dire chi l'ha curato in questi aspetti? Il concordato? Allora, io non ero commissario, per cui da quel che ho visto la domanda era stata presentata dall'avvocato Beatrice Morgante del Foro di Verona e l'advisor, insomma il commercialista, era il ragionier dottore, non so, Maurizio De Crescenzo.
sempre del foro, insomma, dell'Ordine di Verona. Va bene. Senta, ultime due cose. Sì. Lei nell'ambito della sua attività ha già redatto la relazione del curatore fallimentare? Beh, sicuramente sì. Sì. Senta, io le faccio vedere poi due documenti e se può riferire al Tribunale di cosa si tratta. Provi. Mi scusi, avvocato, vuole mostrare al testimone che cosa? No, lo dica pure, lo ridico io al microfono, non si preoccupi. Della VEM, quindi i verbali di consegna dei documenti della VEM da parte di? Ah beh, sì, Quindi copia dei verbali. Sì, prego. Ha preso della documentazione difensiva facendosela consegnare dal curatore una sostanza che riguarda il fallimento della VEM. Sì, sono dei documenti che sono stati fatti la scorsa settimana, questi giorni, no, l'altro giorno, perché l'avvocato Petrelli e l'avvocato Zambaldo hanno fatto istanza per acquisire della documentazione che era compresa, insomma, tra quella acquisita al fallimento. È stata fatta in due momenti perché è stata fatta prima un'istanza al pubblico ministero di sequestro della documentazione che mi era stata consegnata dalla Guardia di Finanza, solo che tra la documentazione richiesta c'era della documentazione che io avevo acquisito autonomamente, cioè gli estratti conto bancari sostanzialmente, che non era compresa tra quella che mi era stata portata alla Guardia di Finanza. Quindi è stata fatta una seconda istanza al giudice delegato del fallimento per poter acquisire anche questa ulteriore documentazione. Quindi poi ho comunicato al collega che mi sono stati comunicate le due autorizzazioni e quindi è stata consegnata questa documentazione. Questo è un verbale che abbiamo fatto qualche Quindi ha giorno fa. esaminato anche gli estratti conto bancari, le movimentazioni dei conti? Ho consegnato, sì, sono stati consegnati. L'ha esaminate anche? Li ha guardati, li ha esaminati, ha fatto delle sono ricostruzioni anche su quello? Sì, sono stati fatti state fatte delle verifiche anche condivise nell'ambito di procedimenti che riguardano il fallimento, con richiesta anche alla Procura di chiarimenti su alcune movimentazioni un po' anomale. Insomma. Ecco, quali erano queste movimentazioni un po' anomale? Allora, io ho riscontrato sostanzialmente, tenga conto che mi concentro sostanzialmente sulle uscite. Normalmente. Sulle entrate non si è concentrato? Noi come fallimento ci interessano essenzialmente le uscite. Vabbè. Allora, vediamo quali sono le anomalie delle uscite. Ma allora, io avevo riscontrato dei prelievi in contanti, al di là dei piccoli importi che erano abbastanza costanti, ma per un importo molto consistente dei prelievi in contanti fatti, o comunque prelevamento, c'era la voce prelevamento, nel luglio mi pare 2017 presso il banco BPM in pochi giorni parecchi soldi erano stati prelevati. Poi quanto? Se lo ricorda? Quanto? Adesso non lo Pressa ricordo. poco. Erano prelevi forse sopra i 100.000 euro complessivi, mi sembra. Se vuole tutti i dati qui a memoria. Sì, ce li ha gli estratti conto? Gli estratti conto, sì, dovrei avere. No, i dati che cosa controllava? La sua relazione? Sì, adesso vi faccio vedere. Poi avevo segnalato più che altro per vedere se era possibile ricostruire il destinatario di una sfilza infinita di assegni, perché io dall'estratto conto non vedo a chi vanno gli assegni. C'erano tanti assegni anche tante volte per importo 000 in fondo, no? Nel senso, e quindi io come curatore li vedo un po' anomali perché normalmente una fattura non è
è, non so, 10.333,33, se io vedo sempre 10.000, 30.000, 50.000, li segnalo per le verifiche, insomma. Ma ha fatto tutti questi dati, li ha riportati nella sua relazione ex articolo 33? Cosa c'ha con sé? Ha detto una ricostruzione? Sono stati segnalati più che altro alla polizia giudiziaria, la relazione 33 in maniera un po' più... cioè è stato indicato che ci sono prelevamenti, ma non in maniera... perché poi se ne è stato il procedimento con la... Però ci ha indicato l'importo dei prelevamenti anomali nella relazione 33 o no? Non lo ha indicato? No, la relazione 33 viene fatta nei 60 giorni dalla sentenza. Li ha scoperti dopo? Non ha fatto delle relazioni integrative? C'è una relazione integrativa, però non su questo aspetto. Va bene, prego. Comunque i prelevamenti sono per 5-7-2017 33.000, 11-7-2017 71.000, 12-7 20.000, 27 43.000. Cosa sta leggendo? Un suo appunto? Sto leggendo, sì, sostanzialmente uno schemino che avevo creato. Lo possiamo acquisire se non c'è osservazione da parte delle parti. E l'ho appena riferito, si tratta di uno schemino di fuoriuscite anomale. Era uno schemino, sì, non so neanche... che ha appena letto. Va bene? Solo a titolo compilativo, perché lo ha appena riferito in sede di testimonianza. Possiamo... È uno schemino che mi ero fatto, non so neanche se poi esattamente... Faccia vedere ai difensori. Questo è uno schemino mio, diciamo, perché poi ne ho aggiunti dei prelevamenti... E se no, facciamo prima, ridica in che data e di che importo, lo ridica di nuovo. Allora, io avevo 5-7-2017 33.023,44, 11-7-2017 71.060, 12-7-2017 20.000, 27-2017 43.000. Sono fuoriuscite in contanti? Prelevamento. Prelievi in contanti. C'è la voce prelevamento. Adesso vediamo anche gli estratti conto. Va bene, prego avvocato. Non ho nessun'altra domanda, Presidente. Avvocato Petrelli. Non ci sono domande? I difensori hanno altre domande da rivolgere? Prego. Avvocato Marino, difesa Vestiti. Senta, io le faccio delle domande tecniche, perché essendo un collega così ci capiamo subito velocemente. Al di là quindi se ho capito bene, se ho capito male mi corregga, al di là quindi dell'amministrazione di diritto, quindi degli amministratori che si sono succeduti, ho capito bene che è Barretta l'amministratore di fatto sin dall'inizio della società? Allora, l'amministratore di fatto è la qualifica giuridica, quindi faccio fatica a dir sì o no. Ho avuto dei riscontri, questi dalle verbalizzazioni acquisite è un dato che mi è stato dato abbastanza univocamente, diciamo, ecco. Certo. E non esiste l'albo degli amministratori di fatto, esatto, sì. Sono testimonianze, evidentemente. Cioè, è stata confermata che compiva atti gestori, dirigeva l'azienda. Esatto. E quindi chi era delegato ad operare su quel conto dal quale poi sono anche fuoriuscite queste risorse? L'Arcella oppure c'era qualcun altro? Che io credo l'amministratore non ho trovato codeleghe, solo l'Arcella, quindi il legale rappresentante, va bene? Sì, delega Barretta non... Va bene. Prego, andiamo avanti. Sì, lei ci ha parlato anche di società collegate a VEM che erano frutto di conferimenti di ramo d'azienda. Partecipate da VEM più che altro, partecipate. Sì, che era controllante VEM. Dal conferimento di rami d'azienda che prima erano gestiti da VEM e che sono stati conferiti ad altre società. È così? Sì. No, il ramo d'azienda era di VEM, l'ha conferita una nuova società di nuova costituzione partecipata da VEM.
Certamente. Così. Ecco, questo è il quadro. Anche su queste società è la domanda, se le risulta naturalmente da fatti, testimonianze o similia, se anche su queste era Barretta l'amministratore di fatto. Allora, qui faccio un po' più fatica perché sostanzialmente non sono riuscito a sentire praticamente nessuno perché c'era un giro di creditori sostanzialmente inesistente. Nell'istanza di fallimento, mi pare, della Mania veniva il creditore istante, deduceva questa circostanza. Sì, però lei ha anche detto che di Mania il Barretta era socio accomandante, dell'altra di Simple era la Pezzini socio accomandante, che poi le quote sono state cedute ad Oppolo Gennaro a settembre-ottobre 2018, quindi questo passaggio insomma è emerso. Sì. Poi è successo anche questo, nel senso che per Simple c'è stato un problema perché col fallimento della socia accomandataria VEM veniva meno la pluralità dei soci. Quindi io ero stato convocato dal notaio perché doveva essere ricostituita la pluralità dei soci e lì mi sembrava che socio accomandatario dovesse diventare Pezzini Emanuela. Poi io sono andato dal notaio, non si è presentato nessuno e quindi io ne sono andato via perché non si è presentato, questo dopo il fallimento chiaramente. Mi sono presentato dal notaio. Le rifaccio magari meglio la domanda. Anche in VEM c'erano delle persone diverse da Barretta come soci amministratore. Ciò nonostante lei ci dice che dalle informazioni che ha avuto l'amministratore di fatto le è sembrato essere Barretta, giusto? Essenzialmente sì. Quindi anche nelle società partecipate, che erano oltretutto partecipate principalmente da VEM, diciamo, c'era una situazione identica, voglio dire, c'erano altri soci e la domanda mia era appunto se, e ci ha risposto, se ho capito bene, anche in queste c'era Barretta come amministratore di fatto. Sempre relativamente alla società di cui lei è curatore, ho capito bene che in pratica per 4 anni, cioè se l'ultimo bilancio depositato è quello del 2016, che quindi fa riferimento al 2015. No, l'ultimo bilancio depositato è quello chiuso al 31 luglio 16, così aveva detto. Dicembre 2016. Quindi quello presentato nel 2017. E quindi è stato, no, perché ha detto che l'ultimo bilancio era quello del 2016. Quindi, quindi quello chiuso al 31. Per come la capisco io, quando si dice il bilancio del 2016, fa riferimento comunque all'anno precedente. No, avvocato Marino, mi scusi, in materia fallimentare il bilancio al 2016 vuol dire quello chiuso al 31 dicembre 2016. Io sto chiedendo un chiarimento per capire. Sì, ma lo dà il Tribunale. Va bene, andiamo avanti. Chiarito il fatto, vada avanti. Dal 2017 in avanti non ci sono più bilanci. Pubblicati no. Da quello che... Tenga conto che poteva essere pubblicato solo quello del 2017 perché poi è intervenuto il fallimento. Certo. Per quella che è stata la sua attività di analisi e di verifica della contabilità, cosa che immagino abbia scritto in relazione 33, la contabilità era reale o falsa? Non ho la documentazione, cioè non riesco a... Per quello che c'era prima naturalmente, no? Non avendo, cioè è frammentaria per me, non mi consente di ricostruire. Cioè non ho le schede di conto, non riesco. Non è una domanda a cui può rispondere, va bene? Senta, relativamente invece a quello che lei ha capito sulla base di fatti, documenti, circostanze, testimoniali, eccetera, perché è fallita la società? Nel senso che c'è stato un problema imprenditoriale oppure era improntata in una certa maniera per cui doveva fallire per forza questa società? Se può rispondere a questa domanda. Non riesco a dare indicazioni. Ma lei nella sua relazione 33 deve aver dato una spiegazione del fallimento della società, giusto? Sì, però non sempre si riesce a individuarla, nel senso... No. Ad esempio, uno degli elementi è il pagamento delle imposte, il mancato pagamento verso l'erario, se è sistematico negli anni fin dall'inizio o se si verifica a seconda dei ruoli poi
del fallimento da un certo periodo in poi, cioè ha potuto verificare. Il pagamento degli debiti d'imposta ce ne sono debiti anche risalenti, soprattutto partono mi pare dal 2015 debiti d'imposta. Comunque dal 2015 la società da quanto esiste? La società è stata costituita a fine 2013, quindi inizio 2014. Quindi diciamo che dopo 2 anni già cominciava ad autofinanziarsi non pagando l'erario nella sostanza, giusto? Sì, c'erano dei debiti erariali già risalenti ad allora. Le risultano dalla sua analisi appropriazioni indebite, ovvero distrazioni di capitale a favore di Barretta o di persone a lui vicine? Allora, ci sono questi prelievi, questi assegni particolari di cui che sono stati da me segnalati in sede di indagine, diciamo. Non ho riscontri sugli esiti di queste indagini. Non avete finito le analisi sostanzialmente? Sostanzialmente sì, tenendo conto che parte vengo coadiuvato, diciamo, dagli inquirenti su questi aspetti qua. Quindi c'è un'indagine in corso tuttora, voglio dire? Penso proprio di sì. Cioè, non ho chiusure di indagini ma sono stato solo l'Arcella, convocato non ci sono delegati polizia oltre la giudiziaria, maestra. mi fa una serie di domande, io segnalo determinate circostanze dove quei poteri che ho io a un certo punto si fermano. Ecco. No, certo, ho capito, lei ha segnalato delle operazioni anomali, appunto dicendo che è strano in effetti che la merce si compri a cifre tonde, 10.000, 20.000, 30.000 e non a cifre un po', diciamo, diverse, no? Sì, ho segnalato allora tutti gli assegni, abbiamo fatto una segnalazione di tutti gli assegni sopra l'importo di 10.000, riscontrando che c'erano spesso cifre tonde. Qui questi prelevamenti dopo... se lo ricorda anche, diciamo così, a spanne, tutti questi assegni che ha segnalato a che importo? No, non ricordo, perché poi adesso ho acquisito degli altri estratti conto proprio di recente, perché le banche non li mandano gli estratti conto, quindi io faccio la richiesta ai sensi dell'articolo 119 del testo unico bancario e mi arrivano o non arrivano, un po' li acquisisco con le domande a missione a passivo, un po' con i solleciti al 119, quindi non so dire la cifra esatta, anche perché sono assegni che potrebbero essere benissimo ordinari, nel senso... Va bene, grazie, nessun'altra domanda. Prego, Avvocato Lugo Boni per la signora Pezzini. Lugo Boni per la difesa Pezzini. Telegrafico, sì. Avvocato. Quindi c'è un procedimento penale pendente per questo fallimento? Allora, no, cioè, pendente non credo, non ho avuto avvisi dalla procura io di chiusure delle indagini o cose del genere. Ma lei sa per caso nei confronti di chi è stato aperto questo procedimento penale? Ma non sa nemmeno se è stato aperto, Avvocato Lugo Boni. Non sa nemmeno... Se è stato aperto. Presidente, il curatore ha appena riferito che è stato sentito a sommare informazioni, giusto? Io vengo sentito dagli agenti, diciamo, alla polizia giudiziaria, sì, dalla polizia giudiziaria. E cosa le hanno chiesto? Cioè, nel senso, al di là che vabbè, nel senso, ma le avranno detto per quale ragione è stato convocato? Ecco, non voglio sapere cosa ha detto, ecco. Ma allora diciamo che è una sorta di prassi venire convocati negli... Grazie, lo so. Gliel'ha chiesto lei, Avvocato? No, nel senso, in relazione a... Allora ha fatto una domanda. In relazione a cosa è stato sentito, in relazione a quale l'oggetto delle sue informazioni. Possiamo chiedere al testimone in relazione a che cosa è stato sentito eventualmente in una indagine in corso? Sì, noi glielo possiamo chiedere, questo è vero. Non voglio sapere il contenuto. Sì, questo è vero. Tuttavia mi pare che fosse stato lui stesso a riferire alla finanza che vi erano dei prelievi irregolari affinché la finanza potesse indagare su questi prelievi che configurano astrattamente delle distrazioni. Quindi sarà stato sentito sulle fuoriuscite di cassa e di conto. Allora, io vengo sentito di prassi, non dico tutti i fallimenti, ma quasi. Perché Sulle fuoriuscite viene sentito, immagino, sì, no? vengono chieste se normalmente vengono fatte delle domande quasi standard, la contabilità è a posto, ci sono prelievi anomali e si segnala quello che può essere meritevole di approfondimento, diciamo. Sì, quindi lei non sa se c'è un procedimento penale aperto, o lo sa? Io non lo so, nel senso... E nei confronti di chi? Non lo sa. Quindi non c'è altra domanda io. Va bene. Ci sono altre domande? Il procedimento penale aperto, immagino che io non facendo penale, che sia nel momento in cui viene chiusa l'indagine. Vabbè, in ogni caso lei non lo sa.
Ci sono altre domande? Prego. Sì, Presidente, un chiarimento in merito a questi prelievi, diciamo, di cifre importanti del 2017. Lei ha accertato come venivano prelevati questi soldi, se erano stati emessi degli assegni, perché non credo che delle cifre così importanti vengano elargite dalla banca in contanti. Allora, io questo non lo so. Io ho trovato queste cose con consiglio causale prelevamento, che ce le ho qui, c'è un numero sotto, però non è... Potrebbe essere il numero di riferimento, non so, di un assegno? Ma allora... Circolare? Però sarebbe probabilmente scritto assegno. L'assegno circolare è scritto sul conto. Scritto versamento assegno, normalmente. Ah, perché non sempre, da quello, per quanto a mia conoscenza non sempre, però comunque non ha fatto degli accertamenti sul punto. Ho segnalato questa questione perché venisse approfondita, diciamo. Ok, va bene, nessun'altra domanda, Presidente. Sotto questo prelevamento ci sono dei numeri, insomma. Sono dei numeri che consentono alla banca di individuare con quale modalità è fatto il prelievo, altrimenti prelievo a mezzo assegno. Sì. Va bene. Ci può indicare quali sono le banche interessate? Questa qui è Banca Popolare di Milano. BPM, giusto? CPM. Per tutti questi prelievi importanti è sempre la medesima banca o ci sono anche altri istituti di credito? No, questi prelievi di cui ho parlato adesso sì. È tutto sulla BPM nel mese di luglio 2017. Va bene. Posto che... Dopo gli altri assegni di cui mi sono riferito invece sono sulle varie banche, insomma. Ok, basta così, grazie. Altre domande, i difensori? No, nessuna domanda, Presidente, era solo perché quei due documenti che abbiamo ora mostrato al test li depositiamo. Sì, va bene. Peraltro l'abbiamo depositato già alla scorsa udienza, ma per comodità espositiva lo ridepositiamo, diciamo. Va bene. E il pubblico ministero ha domande? Nessuna. Va bene, senta, nell'attesa del deposito di questi documenti un chiarimento, ma quindi lei questo signor Arcella lo ha sentito, no? Si è presentato a lei? No, non si è mai presentato. Ah, non si è mai presentato? No, avevo fissato anche degli appuntamenti, poi non è venuto, non so neanche che faccia abbia. Va bene. Erano stati fissati anche degli appuntamenti tramite l'avvocato che lo difendeva, ma poi non si sono presentati. No. Va bene, grazie. Grazie. Allora, avvocato, avete delle domande, Elena, Andrea? No. Va bene, avvocato, ci può dare allora quei documenti che intende produrre? E lei, avvocato, può andare, grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Allora, Presidente, chiedo scusa, sono sì. Avvocato Ferraro, prima che procede volevo dire io mi allontano, nomino mio sostituto processuale, l'avvocato Coppola. Sì, va bene. Grazie. Buongiorno. E quindi vengono acquisiti che cosa? Di tu, Elena. Di tu. Vai tu. Vai al microfono, dillo tu. Che cosa viene acquisito che ce l'hai sotto mano? Viene acquisito l'elenco dei documenti acquisiti presso il curatore. Però, scusi, curatore, abbia pazienza. Lei al microfono. Sì. Qualche altra domanda al Tribunale? Lei prima aveva tenuto a distinguere tra documenti sotto sequestro e documenti acquisiti di iniziativa. Qui l'intestazione parla solo di documentazione oggetto di sequestro. Sono due verbali? Forse c'è stato un errore di battitura. No, è un... Le chiarisco. Ah, sono due verbali. Sì, sono due verbali. Due verbali, scusi, uno è stampato fronte retro, quindi abbiamo acquisito l'elenco. Procedimento penale in corso. Sì. C'è un sequestro, io non so dire. Sì, io va bene. Non facendo penale non so neanche quando sia un procedimento penale. Non ho avuto avvisi di chiusura indagini, rinvio a giudizio, cose del genere. Qualcosa c'è perché sennò non sarebbero sotto sequestro, immagino, quei documenti lì. Va bene, allora quindi... L'istanza in cui era stata fatta il chiesto di sequestro. Sì, questo l'aveva spiegato. C'erano, l'ha fatto l'istanza la dottoressa, l'avvocato Petrelli. Sì, va bene. C'erano dei numeri di ruolo di un procedimento penale, immagino, però...
Sì, allora no, per il verbale ho dettato male, nel senso che sono due di... Non so se c'è questo procedimento penale, ma insomma penso che possiate verificarlo. Sì, non si preoccupi. Allora per il verbale sono due distinti elenchi, uno del 18 maggio 2021 che riguarda i documenti oggetto di sequestro e l'altro, sì, uno del 18 maggio 2021 che riguarda i documenti oggetto di sequestro e uno del 20 maggio 2021 che riguarda i documenti acquisiti di iniziativa da parte del curatore. Ecco, grazie per aver chiarito. Va bene, grazie. Sì, allora. Col collegio del giudice delegato, Se noi abbiamo gli elenchi, non i documenti. E con il provvedimento del sequestro del PM. Sì, avvocato, difesa del Barretta, noi abbiamo acquisito 2 elenchi di documenti in assenza di documenti, quindi a che servono solo gli elenchi, mi scusi? No, solo per confermare, visto che oggi abbiamo la persona che ce li ha consegnati, che conferma questi verbali, poi saranno oggetto di un deposito accompagnato da un elenco e da una memoria difensiva. E quando ha intenzione di farlo questo deposito? Per l'esame. Durante l'esame dell'imputato, va bene. Va bene, allora intanto abbiamo acquisito questi elenchi. Grazie avvocato, buongiorno. Nell'andare via cortesemente ci chiama l'altro signore, l'altro testimone, che è il maresciallo Fusari. Grazie, ce lo fa entrare cortesemente. Maresciallo Fusari Massimiliano. Presidente, per non interrompere dopo, io a breve dovrei allontanarmi per un'udienza al Palazzo di Giustizia a Clodio e lascio in sostituzione l'avvocato Vincenzo Esposito. Benissimo, grazie avvocato Lucaroni. Sì. Sia qui in prima fila. No. Maresciallo Fusari, prego, si accomodi al microfono. Buongiorno. Buongiorno a lei. Si accomodi pure, legga ad alta voce la formula che vede davanti a sé. Il difensore si riserva. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Bene, allora al microfono le sue generalità. Sono il maresciallo Fusari Massimiliano della Guardia di Finanza di Villafranca di Verona. Bene, risponda pure alle domande della difesa del signor Barretta. Avvocato Petrelli, difesa Barretta. Buongiorno maresciallo. Lei conosce il signor Barretta Massimiliano? Sì, conosco il signor Barretta Massimiliano. In che occasione l'ha conosciuto e da quanto tempo lo conosce? Allora, io prestavo servizio presso la tenenza di Legnavo e sono stato trasferito a Villafranca su mia richiesta nel 2013, quindi se non ricordo male verso 2013-2014 credo di averlo conosciuto, e in occasione di un'attività che riguarda la Guardia di Finanza. Il Barretta aveva un negozio di abbigliamento, se non ricordo male. Tra di voi con il tempo si è instaurato anche un rapporto di amicizia o comunque solo per motivi professionali lei si è rapportato con il Barretta? Allora, sì, esclusivamente per motivi professionali. Non era una persona che frequentavo al di fuori dell'ambiente di lavoro. Certo c'era un certo rapporto di confidenza, ecco perché poi il signor Barretta, come mi chiederà successivamente, mi ha fatto delle confidenze sempre di natura lavorativa. Quando gliele ha fatte queste confidenze? E su cosa fa riferimento in particolare? Le risulta, non so, nel 2018 per esempio? Sono state fatte delle confidenze? Sì, nel 2018 mi ha fatto delle confidenze. Tutte relazionate ovviamente presso il mio reparto di servizio. Quindi lei ha fatto una relazione su queste confidenze, su tutte le confidenze che ha ricevuto, giusto? Assolutamente, sì.
Quindi tutti questi incontri sono avvenuti in caserma? No, non solo in caserma, sia in caserma sia fuori davanti a un caffè, per intenderci, o presso anche gli uffici della sua azienda in Villafranca. Ci può dire in linee molto generali cosa avevano ad oggetto queste confidenze e se può collocarle meglio temporalmente? Presidente, mi scusi, c'è opposizione rispetto a questa domanda. Ha appena riferito il testimone che parte di queste confidenze è stata fatta presso l'ufficio e quindi presso il luogo di lavoro, la caserma del maresciallo, quindi io ritengo che lui non possa riferire su fatti, soprattutto se c'è un procedimento in indagine aperto, se è un'attività ancora coperta da segreto come io ritengo, non credo che possa riferire in questa sede, quindi c'è opposizione. Si tratta di indagini rese diciamo nell'ambito di un sì, sicuramente l'avvocato Galluccio Amezio si associa, però volevo un attimo sapere, vista la opposizione dell'avvocato Lucaroni, sono diciamo indagini che sono confidenze che hanno comportato l'aprirsi di un procedimento penale in seguito alle sue relazioni di servizio? Allora, in realtà no. Sono confidenze che sono ancora al vaglio degli investigatori e del pubblico ministero, dottor Sergi, ma ancora non è stato aperto un procedimento penale. Va bene, allora non ci sono motivi per i quali lei non possa riferire su queste confidenze, tanto più che glieli richiede la difesa dell'imputato stesso, quindi diciamo il divieto nel caso opererebbe in favore di chi in questo momento le sta chiedendo invece di dirle le confidenze, che quindi si suppone poi in sede di esame verrà a riferire quello che ha già detto prima. Presidente, altrimenti prego, può avvocato Amezio associarmi motivatamente. Sì. Allora, mi pare che al di là di chi sia la parte che introduce il testimone operante di polizia giudiziaria, sia previsto nell'ordinamento un divieto assoluto di riferire sul contenuto di informazioni apprese nell'ambito dello svolgimento di attività istituzionali, vie più se condensate e contenuti in atti di polizia giudiziaria come annotazioni, informative, denunce, querele e quant'altro. Ciò vale indipendentemente dalla circostanza che a seguito di queste denunce sia instaurato un procedimento penale, un'iscrizione nel registro degli indagati, eccetera, eccetera, cosa che peraltro mi sembra in re ipsa al fatto che si dica che queste annotazioni sono al vaglio dell'autorità giudiziaria, visto e considerato anche che, come tutti sappiamo, al pubblico ministero compete l'obbligo di iscrivere immediatamente la notizia di reato. Ma al di là dell'aspetto relativo al segreto investigativo in relazione al procedimento eventualmente aperto e alla rubricazione di una notizia di reato, mi pare assorbente la circostanza che esiste un divieto di deporre sul contenuto di informazioni apprese. Oltretutto il testimone di polizia giudiziaria ha specificato che ha giustamente dal suo punto di vista condensato e riportato queste le informazioni apprese in atti di polizia giudiziaria e quindi ne ha dato una documentazione che fa scattare il divieto di deporre, e mi limito ad aggiungere a quello che ha detto la collega Lucaroni che il divieto vige e si applica non solo alle informazioni apprese in caserma ma anche quelle apprese al bar, perché pur sempre pure al bar si parla di un'interlocuzione tra un agente ufficiale non colto di polizia giudiziaria e un soggetto che è stato definito un confidente della polizia giudiziaria, quindi francamente ribadiamo l'opposizione a tutte le domande che mirano a raccogliere le dichiarazioni del signor Baretta. Mi scusi, l'articolo in forza del quale lei assume che vi sia questo divieto di testimonianza è l'articolo 62 o fa riferimento? Presidente, mi scusi, vorrei fare una Sì, però aspetti un attimo, pubblico ministero. Una considerazione che è in linea con questa, io per offrire uno spunto di riflessione, sì, però terminiamo un attimo quella della difesa, quindi qual è l'articolo 195, quarto sì. comma, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui articoli 351, 357,2 lettera A e B
che è la norma che disciplina la documentazione. Quindi da testimoni, stiamo dicendo, da testimoni, no? Allora, giusto? Se lei legge gli articoli richiamati Sì. nell'articolo 193, Me li legga si fa lei, riferimento avvocato. sia alla documentazione delle attività di polizia giudiziaria, quindi informativa, annotazioni eccetera, sia alle denunce, alle querele. Dopodiché, se invece le ritiene che queste siano informazioni acquisite da un potenziale indagato o imputato, ricordo che mi pare l'articolo 62 specifichi che anche in questo ambito c'è un divieto assoluto nel corso del procedimento. testimonianza delle Sì, date. nel corso del procedimento. Sì, Sì. No. Che ha assunto come nella funzioni istituzionali i suoi Va propri bene. legittimamente, su questo noi non ne dubitiamo. Sì. Delle confidenze da parte di una persona che è o indagato, o querelante o denunciante, o confidente di polizia giudiziaria, o persona informata sui fatti e quindi potenziale testimone, allora o Barretta viene Va bene, è in chiara questa la sede sua... e ci Va spiega bene. lui che cosa ha detto la Va polizia bene. giudiziaria, oppure si tratta di un aggiramento della norma che vieta di acquisire atti delle indagini preliminari in Certo. un dibattimento. Però Per aspettiamo. questa è la razza della Benissimo, norma. è chiara la sua posizione, avvocato. Adesso sentiamo il pubblico ministero. Prego. Sostanzialmente è questo, Presidente. La norma richiamata è proprio il 195 in relazione al 357. Perché ancorché il Barretta non abbia poi formalizzato un verbale, non sia stato mai sentito insomma informazione, ma questo ce lo dovrà dire il maresciallo Fusari qui presente. Il tema è questo, cioè sono confidenze che riguardano dichiarazioni che possano poi riguardare un procedimento penale nel quale Barretta può essere un testimone o può essere un indagato e poi un imputato. Questo è il tema che noi dobbiamo affrontare. Quindi se ricorrono queste circostanze è chiaro che il divieto poi che è stato introdotto nel 2001 col 195 deve applicarsi anche al caso di specie. Diverso il caso in cui da un imputato il testimone di polizia giudiziaria apprenda nel corso della commissione di un reato circostanze che vive in diretta, e cioè se l'imputato dopo aver sparato a una persona dice sono stato io, in quel caso può riferirlo perché è una percezione diretta, ma non circostanze che ha preso a prescindere dall'aver vissuto direttamente le stesse che sono oggetto delle confidenze. Insomma, Sì. non so se... Sì, è chiaro, ma il tutto è stato fatto senza sapere che tipo di confidenze sono state fatte Noi dobbiamo chiedere questo adesso preliminarmente e da questo discende poi l'applicabilità di quali norme. Sì, ma scusate se intervengo, mi scusi. Prego. Ha già detto, no, lo so pubblico ministero, a conforto di questo dico... Per una però, volta se siete si manda all'unisono. Per una volta siete all'unisono, dico. siamo- Per una volta, durante questa... No, me ne questa- compiaccio a corollario di quello che dice ce ne il pubblico compiacciamo anche ministero, noi. secondo me correttamente, cioè il fatto Sì. che l'agente ufficiale, il maresciallo, ha detto che giustamente ha condensato quanto da lui appreso nell'ambito di queste confidenze in un atto di polizia giudiziaria, ha detto in una annotazione, e secondo me questo è sufficiente a provocare l'attivazione del divieto di riferire. Tutto qui, quindi. Li ha trasfuse in una relazione di servizio alle sue, Sì, in realtà non è una vera e propria non è una notazione di giudiziaria, spieghi. ma una relazione di servizio per portare a conoscenza la superiore gerarchia. Di queste informazioni comunque queste informazioni sono state portate a conoscenza anche del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Verona, e con lui abbiamo avviato delle indagini preliminari. Il problema sostanziale in quella circostanza specifica, non posso appunto far nomi, era quello di incardinare il procedimento presso la locale Procura della Repubblica di Verona, perché sia i soggetti sia i reati commessi erano di competenza di altre, parevano di competenza di altre procure. Quindi sostanzialmente le confidenze che le sono state fatte da Barretta attengono alla denuncia di reati in suo danno? È così? In realtà alcune di quelle confidenze producevano fatti poco circostanziati, ok? Di questi fatti
questi fatti sono stati poi dettagliati dal Barretta in sede di interrogatorio, e ne sono stati tenuti ben 3 di interrogatori presso la Procura della Repubblica di Verona, però nell'ambito di un altro procedimento aperto per truffa nei suoi confronti. Ed allora in questo caso effettivamente non ricorrono i presupposti perché lei riferisca su queste confidenze, perché comunque è stato fatto un verbale di assunzione di testimonianze in relazione al contenuto di queste confidenze nell'ambito di un diverso procedimento, ma comunque è stato formalmente sentito a SIT a questo punto, non è solo una sua relazione di servizio. A detta del pubblico ministero, dottor Sergi, sono stati anche acquisiti questi atti ufficialmente nell'ambito del procedimento per cui oggi vengo sentito. E allora in questo caso sussistono i presupposti e l'eccezione difensiva è fondata. Ok, siete d'accordo? E l'eccezione difensiva è fondata, quindi se si tratta di confidenze che esulano dal contenuto di verbali acquisiti nell'ambito di un procedimento penale formalmente iscritto, allora il testimone non può riferire sul loro contenuto. Presidente, avrei un'altra domanda. Prego, ha parlato di interrogatori al quale si è sottoposto il Barretta. Volevo solo sapere se erano stati richiesti dal Barretta o disposti dalla Procura. No, in realtà è stato Barretta, dopo il suo arresto, che ha mostrato un atteggiamento del tutto collaborativo nei confronti sia della magistratura che della polizia giudiziaria. Sì, è stato molto, molto collaborativo in tal senso. Quindi le dichiarazioni che sono state fornite, per quanto a sua conoscenza, hanno avuto un certo spessore investigativo? Ma questa è una valutazione, avvocato, non è possibile fare questa domanda. Lei peraltro mi ha dato più volte conto nelle sue reiterate istanze, diciamo, di revoca o sostituzione di misura, che da ultimo sono state accolte con la sostituzione esclusivamente dal punto di vista delle condizioni di salute. Per il resto avevamo già valutato in precedenza che insomma lei ha ricevuto l'ordinanza, non potevano avere ingresso in questa sede. Va bene? Presidente, se posso permettermi, in relazione a quelle dichiarazioni, se mi è permesso, posso dire che hanno trovato riscontro dai nostri accertamenti. Però si tratta di un'affermazione talmente generica che non consente di poter, diciamo, su di essa fondare delle valutazioni da parte del Tribunale. Ci sono delle domande ulteriori su questo punto? No. Va bene, allora altre domande intendono rivolgere i difensori al testimone qui presente? Pubblico ministero ha domande? Voi avete domande? Va bene, grazie maresciallo, può andare. Grazie, buongiorno. Allora, a questo punto mi pare che la lista, diciamo, Barretta sia terminata, perché l'altra volta voi avete rinunciato alla signora Filomena Barretta, Leone Antonio lo abbiamo sentito. C'è il dottor Balbi, Presidente. Sì, però non è della lista Barretta. La Pezzini Emanuela ne chiedete l'esame ex 210, ma si tratta esame di un'imputata, se l'imputata intende sottoporsi ad esame poi insomma lo renderà. Allora, detto questo, passiamo alla posizione Sorrentino, quindi il dottor Balbi, giusto? Sì. Sì. E poi rimane la posizione Cosentino con i signori Scarcello e Spina. Chi abbiamo? Presidente, io Scarcello l'ho citato, ho visto ora una PEC con un certificato medico del dottor Scarcello. E per Spina? Spina c'è rinuncia. Quindi non c'è nemmeno Spina. No. Sostanzialmente il testimone presente, buongiorno, si accomodi, è l'ultimo da sentire in data odierna, va bene? Va bene, allora... Presidente, mi perdoni, per il dottor Balbi c'è intesa con l'avvocato Marino che procede lui all'esame, così come era anche per la scorsa volta del test Cirillo. Questa modalità di esame. No, lo facciamo dopo, prima facciamo... Allora, buongiorno dottor Balbi, le sue generalità quali sono? Nato a Napoli il 19 luglio. No, ma dica anche il nome, Balbi? Maurizio. 19 luglio 72. Domiciliato o residente? Residente in Bergamo, via Paganini numero 1. Benissimo. Allora, legga la formula di rito.
Consapevole delle responsabilità morali e giuridica che assumo con la mia posizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Allora, risponda pure alle domande della difesa dei signori Vestiti Sorrentino. Comincia la difesa del Vestiti. Prego. Marino per il verbale. Dottore, buongiorno. Come prima domanda le chiedo, ci ha detto che è un dottore commercialista, se ci riferisce come ha conosciuto la società Starline e che rapporti ho avuto con questa società in generale per adesso, come prima domanda. La conoscenza della Starline era già cliente di uno studio di Bergamo, di un collega in questo momento non ricordo, ma potrei risalirci facilmente perché ha gli atti, e avevano una difficoltà nel trasferimento della nuova unità locale nel comune di Cambiago, che è in provincia di Bergamo, perché lo avevano sede a Milano, pur domiciliati presso uno studio di Bergamo. Attraverso conoscenze comuni mi hanno affidato questo incarico che doveva essere limitato solo a questa apertura per tutte le questioni tecniche di vicinato con l'amministrazione comunale di Cambiago. Dopodiché poi si è scelto di affidare tutta la contabilità e la gestione dell'azienda al mio studio, perché io ho lo studio a Napoli ma sono residente a Bergamo e all'epoca avevo lo studio sia a Napoli che a Bergamo. Mi perdono, non so se rivolgermi a lei o Si rivolga a chi vuole, basta che risponda alle domande. Prego. Per educazione. Non si preoccupi, quella è, sicuramente non è contestata la sua modalità di presentarsi. Prego. Grazie Presidente. Allora, seconda domanda, cosa ci può dire della Starline, che tipo di lavoro faceva e con chi lei si relazionava all'interno della Starline? Allora, la Starline era già un'azienda in essere quando l'ho conosciuta e mi sono sempre relazionato anche nel corso degli avvicendamenti delle varie cariche di amministratore nonché di socio della società con le varie figure che la amministravano. Inizialmente con il signor Teofilo, di cui non ricordo il cognome, che però è stato veramente per pochissimo tempo perché nel momento del mio ingresso la sua figura sia amministrativa che di socio è uscita dalla compagine sociale e ho avuto a che fare con il signor Giovanni Cirillo, che poi era l'amministratore, e quindi da quel momento del subentro ha assunto tutti quelli che erano i poteri di firma, e quindi per me è indispensabile potermi relazionare con lui in ragione di quello che era la mia necessità di completare l'iter relativo all'apertura del capannone e anche alla presenza sempre del signor Vestiti e del signor Sorrentino, che fin da subito mi sono stati presentati come consulenti dell'azienda Starline, e per loro mi sono anche dovuto preoccupare di redigere un contratto di collaborazione perché in virtù della loro residenza estera non avevano mai ottemperato a questo passaggio perché c'era un problema di fiscalità che doveva essere affrontato e probabilmente il mio predecessore non aveva ho valutato oppure conosciuto la modalità attraverso la quale questo contratto poteva essere compilato. Grazie, quindi allora se capisco bene lei parte bene nella conoscenza della società col signor Giovanni Cirillo. Assolutamente sì. Va bene. Senta, del periodo in cui ha amministrato la società Cirillo, che ha già testimoniato in questo tribunale, ci sono stati degli eventi che ci ha riferito Cirillo, in modo particolare su progetti commerciali che avevano con un paio di ditte importanti del settore. Se ricordo bene, uno era dei jeans di Trussardi e l'altro era una ditta di cui francamente in questo momento non ricordo il nome, una ditta inglese sempre di abbigliamento. Lei è stato coinvolto in queste attività, ha prestato la sua opera professionale, qualcosa? Non mi sono occupato direttamente della redazione di eventuali contratti, ma sicuramente ho contezza del rapporto commerciale con Trussardi, il nome che mi ha fatto lei, perché soprattutto da quando è stato poi aperto il capannone a Cambiago mi sono recato più volte per quelli che sono gli obblighi della contabilità, perché mi rapportavo alle ragazze che si occupavano della contabilità, poi portavo allo studio perché all'epoca non c'era la fatturazione elettronica e sicuramente nel deposito la presenza del marchio Trussardi era ben presente perché avevano anche un deposito molto, molto grande, molto importante. Quindi a livello di merce presente ha potuto verificare che c'era questa merce del marchio Trussardi? Anche perché successivamente all'apertura del capannone tipico dell'attività di ingrosso hanno successivamente voluto aprire quello che hanno definito uno spazio aziendale che era un piccolo negozio fronte strada attaccato, insomma faceva parte del corpo di fabbrica del capannone,
nel quale avevano in bella mostra proprio il marchio Trussardi, che era un po', ritengo, il classico specchietto delle allodole per dare un marchio importante in visione a quello che è il pubblico che passa. Senta, per l'apertura diciamo, di questo negozio all'interno del capannone con l'esposizione merce Trussardi ha comportato dei problemi con l'amministrazione del comune? Assolutamente sì, perché purtroppo sottovalutando quella che era il controllo molto costante e molto corretto da parte dell'amministrazione comunale del piccolo comune di Candiaco, nonostante io stessi provvedendo a tutti gli adempimenti per l'apertura, che però hanno un timing molto ben definito, avevano aperto qualche giorno prima e immediatamente fu contestata l'apertura anticipata rispetto alla decorrenza di quelli che erano i famosi 30 giorni che all'epoca venivano applicati, della 114 del 98, che è la legge sul vicinato, e quindi gli fu subito elevato un verbale di 5.000 euro che è agli atti della contabilità della società. In pratica avevano aperto prima dell'autorizzazione. Della decorrenza dei 30 giorni e quindi di fatto del silenzio assenso per l'apertura del punto di dell'unità locale del dettaglio, naturalmente l'ingrosso era già stato messo in regola. Senta, per quanto riguarda la sua attività consulenziale, il signor Cirillo le ha per caso chiesto di aiutarlo per il progetto, non ricordo la benedetta ditta inglese, vabbè, comunque, di aiutarlo a trovare linee finanziarie per sviluppare i progetti commerciali che aveva? Allora, non direttamente riguardo il progetto finanziario, perché loro si avvalevano di un consulente finanziario e bancario che è stato presente a parecchie riunioni. Mi scusi, loro chi? Le persone che riguardano, cioè il signor Cirillo in qualità di amministratore, nonché il signor Vestiti e il signor Sorrentino, che erano parte integrante non so se della gestione economica del dettaglio, ma sicuramente della linea commerciale e delle scelte aziendali. Quindi dicevo, loro si avvalevano di un professionista, un consulente, un promotore finanziario che ha curato tutti i loro rapporti con le banche, il dottor Arichiello, che è stato presente a diverse riunioni. Quindi le linee guida di quelli che erano i rapporti finanziari e delle scelte di una linea finanziaria, di un prodotto, di un istituto bancario che potesse accompagnarlo è sempre stato fatto a parte sua. Io non facevo altro che dare la mia presenza serviva per poter valutare se contabilmente e dal punto di vista del bilancio l'azienda aveva bisogno di strutturarsi, aveva la possibilità di potersi rivolgere al credito bancario e quant'altro. Comunque le risulta il fatto che Cirillo avesse necessità di linee di credito per sviluppare un certo progetto commerciale? Assolutamente sì, infatti è stato poi il motivo per il quale a un certo punto ha dovuto compiere la scelta di uscire dalla società, perché il suo progetto non poteva completarsi rispetto a quello che era il suo desiderato, perché nel momento in cui si era raggiunto un accordo con il suo bancario, di cui francamente non ricordo il nome, per l'ottenimento di un finanziamento chirografaro, emerse una problematica soggettiva del signor Cirillo, che era amministratore e anche socio della società, che di fatto rendeva impossibile l'erogazione del finanziamento. E quindi, siccome aveva già impegnato discrete risorse nell'attività e aveva anche un impegno alla sottoscrizione del capitale, perché la banca gli aveva chiesto un aumento di capitale entro determinati termini, il signor Cirillo in quel momento non ha avuto più la possibilità di poterlo fare, e quindi credo che sia intelligentemente divenuto all'idea di cedere l'attività, ma è stato anche fortunato nel trovare chi è subentrato al suo posto. Sì, su questo argomento, se lo sa naturalmente, perché sennò ci dica che non lo sa, quando Cirillo ha comprato le quote dal precedente amministratore proprietario, se lei lo sa, le ha pagate o non le ha pagate queste quote? Allora, ritengo che non ci sia stata una dazione di denaro, bensì un impegno a ricapitalizzare, perché la società aveva per il precedente periodo una perdita di esercizio e quindi c'era la necessità da parte del socio uscente di ricapitalizzare, e si era impegnato a effettuare lui questa ricapitalizzazione, di fatto estromettendo il precedente amministratore socio dall'obbligo di effettuarlo. Sì. Se le risulta e se lo ricorda, Cirillo con le sue attività commerciali aveva per caso una ragione di credito nei confronti di Starline? Se lo sa, se no... Sto facendo mente locale, perché sicuramente c'era un rapporto di carattere commerciale. Se mi chiede se in quel preciso istante della trattativa di subentro ci fosse una posizione creditoria a suo favore, quindi debitoria da parte della Starline, dovrei
approfondirlo in maniera dal punto di vista contabile, non posso ricordarlo a me, però sicuramente c'è un rapporto commerciale, questo sì. Va bene. Che infatti era la natura del rapporto di conoscenza. Sì, è Sorrentino, si chiama Vestiti. Ha parlato anche dell'aumento di capitale sociale. Le risulta che siano stati fatti da parte del Cirillo dei parziali aumenti di capitale sociale portando in aumento utili dell'anno precedente? Sì, perché era una delle condizioni poste dalla banca per l'erogazione del contributo e del finanziamento che era stato stabilito in fase preliminare, ed era una delle condizioni, quindi l'aumento di capitale. Senta, se lo sa e se diciamo, ci ha accennato prima a un problema di Cirillo, lo conosce, ne sa qualcosa, e se ne sa qualcosa se ce lo riferisce. Il problema per il quale poi non gli hanno dato più i quattrini. Ecco. Cirillo è stato segnalato in CRIF, in banca dati bancaria, credo per un procedimento del Tribunale di Torre Annunziata, e questo ha fatto scaturire dall'istante dopo da parte di tutte le banche la chiusura di ogni linea di credito in essere o in corso di erogazione, e di conseguenza la sua figura legata alla società era al momento inaffidabile da tutti i punti di vista. Durante il periodo in cui lei ha conosciuto ed è stato il commercialista, consulente dell'azienda, ci sono stati episodi di illiquidità, di difficoltà economica che hanno portato a situazioni di sfratto per morosità? La illiquidità sicuramente sì, lo sfratto per morosità nasce da una illiquidità, ma non solo da quella, perché c'è stato sin da subito, dal momento in cui è stato sottoscritto il contratto di locazione per la nuova unità locale, un contenzioso con i proprietari del locale, perché l'accordo preliminare al momento della locazione era quello che il proprietario doveva effettuare una serie di interventi migliorativi della struttura che, a detta insomma, del Cirillo e di poi chi si è avvicendato anche nella parte di contenzioso, non erano stati completati o non fatti a regola d'arte. Quindi è nato questo contenzioso e naturalmente il proprietario, al di là della contestazione dei lavori, ha proceduto con quello che era la richiesta dello sfratto per morosità a fronte del mancato pagamento, perché nell'idea di Cirillo e di chi l'ha seguito c'era una sorta di compensazione tra il danno dei lavori eseguiti male e il canone di locazione, o quantomeno fin quando non mi effetti le giuste riparazioni io non ti pago, che è abbastanza anomalo come modus operandi, sinceramente. Va bene. Senta, quindi a un certo punto Cirillo ha questi problemi, si dimette e cede la società a qualcuno. Lei ricorda chi l'ha ceduta? Assolutamente sì, al signor Zanotti. Al signor Zanotti. Lei sa chi era Zanotti, chi non era Zanotti? No, Zanotti è un imprenditore, una persona anche di una certa esperienza, perché ho avuto la netta sensazione di un cambio di rotta e di marcia rispetto a quello che è l'approccio di un imprenditore rispetto all'impresa, perché nel periodo in cui è stato l'amministratore socio ha effettuato l'aumento di capitale secondo le modalità previste, con i propri capitali, è una persona che sicuramente conosce la materia fiscale, perché... Scusi, come Zanotti ha fatto l'aumento di capitale con propri capitali? Sì. E non sono passati da riserve a utili, quindi no, c'è stata anche una nuova immissione di capitale nella società? Il passaggio da riserve a utili era riferito al precedente amministratore. Al Cirillo. Esatto, parziale. Poi c'era un impegno ad effettuare l'aumento di capitale fino a 100.000 euro. Questo aumento di capitale il Cirillo non l'ha fatto, c'era tanto di verbale di assemblea straordinaria fatta da un notario di Milano, che loro era il suo notario di fiducia, e dopodiché quando Zanotti è subentrato ha rifatto il verbale di assemblea straordinaria con il quale ha effettuato, secondo i termini di legge, l'aumento di capitale. Versando denaro? Versando denaro, sì. Proveniente dal suo conto corrente, perché avevo la tracciabilità dell'operazione, anche il notario naturalmente. Quindi ha verificato che arrivasse dal suo conto corrente? Assolutamente sì. Era elemento imprescindibile richiesto al notario il giorno della stipula. Senta, relativamente al periodo in cui, diciamo, parliamo di Zanotti, quindi quest'ultimo periodo, ha assistito a delle... se ho capito bene, lei andava spesso in azienda? Almeno una volta ogni 2 settimane, 3 settimane, soprattutto la presenza di Zanotti, che era, ripeto, molto attento alla parte contabile, no? Voleva un riscontro anche una volta ogni 15 giorni. Senta, durante queste riunioni, se è successo, lei ha ascoltato conversazioni relative
a situazioni di recupero crediti dell'azienda, cioè l'azienda aveva da recuperare dei crediti e se sì, se ricorda qualche cosa in particolare, qualche nome in particolare, su posizioni particolarmente importanti. Allora, sicuramente c'era uno stato di liquidità dovuta al mancato incasso da parte di alcuni clienti, anche per cifre importanti, e probabilmente era proprio questo il motivo per il quale c'era una illiquidità che aveva costretto Cirillo prima e Zanotti poi a cercare una banca che potesse appoggiare, perlomeno accompagnare in questo momento di difficoltà, perché in realtà, nonostante vi fossero cifre importanti da incassare, non si è mai voluta da parte loro attivare la procedura tipica del recupero del credito attraverso l'azione di decreto ingiuntivo piuttosto che atto di pignoramento e quant'altro, richieste di fallimento delle aziende che non pagavano. E quindi ho avuto l'impressione sempre che c'era questa necessità di ricorrere al credito in attesa che queste situazioni venissero definite. Le faccio dei nomi per vedere se li ricorda. Lei ha assistito a discussioni o a litigi, meglio, tra Vestiti e Sorrentino relativamente alle posizioni di recupero crediti di Cosentino, D'Alessandro e Barretta. Questi sono i tre cognomi. Allora, Cosentino e D'Alessandro riesco a collegare il nome delle persone alle aziende. Barretta sinceramente non so a quale azienda faccia riferimento e non ho partecipato mai a nessuna riunione con la presenza del signor Barretta, non l'ho mai conosciuto. Quindi, allora, lasciamo stare Barretta e parliamo di Cosentino e di D'Alessandro. A che riunioni ha partecipato? Non a quante, adesso non mi interessa, ma durante queste riunioni l'argomento delle discussioni e diciamo, le modalità con cui volevano recuperare il credito o cercavano di recuperare il credito, di cosa discutevano relativamente a questi due? Allora, sicuramente era un rapporto commerciale atipico perché non era fondato semplicemente sul rapporto fornitore-cliente, ma sicuramente c'era un rapporto amicale che probabilmente ha anche mutato le condizioni del rapporto commerciale tipico, perché altrimenti io non arrivo ad una somma così importante da poter... ho partecipato ad alcune riunioni in cui si cercava di trovare una soluzione accomodante ma senza mai ricorrere all'aspetto legale della cosa, ed altre invece dove i toni erano sicuramente più alti perché probabilmente alcune promesse di rispettare determinati piani di rientro sono seguite poi delle inadempienze da questo punto di vista. Le risulta che Vestiti e Sorrentino litigassero e che in modo particolare Vestiti contestasse a Sorrentino di aver dato questa merce ad Alessandro e Cosentino? Beh, il litigio tra i due era abbastanza frequente e spesso turbava le riunioni che invece erano basate su aspetti di carattere contabile, perché in momenti diversi o in situazioni diverse l'uno accusava l'altro di essere o troppo pressante o di aver commesso l'errore di essersi fidato di quel cliente a cui è stata venduta la merce. In altre circostanze invece uno piuttosto che l'altro diceva che forse era il caso di comprendere il momento di difficoltà e dare di nuovo fiducia per cercare di recuperare quello che non era stato ancora pagato e continuare a lavorare, perché di fatto alla base c'era un rapporto amicale, non era un fornitore o un cliente qualsiasi, sia l'uno che l'altro. Certo. Senta, lei ha studio anche a Napoli, per caso ha incontrato in Napoli o Cosentino o D'Alessandro o tutti e due per cercare di avere qualche bene in garanzia, di avere qualche cosa del Presso il mio studio assolutamente, con Cosentino non l'ho mai incontrato. L'ho incrociato una volta nel mio primo appuntamento avuto presso ancora i vecchi uffici che avevano a Cologno Monzese di fronte alla Mediaset e quel giorno loro erano lì probabilmente come clienti e loro uscirono dalla stanza e io ero appena arrivato e poi seppi che erano due imprenditori e poi ho ricollegato la loro proposizione, il loro nome rispetto al volto. E con D'Alessandro c'è stata qualche riunione su immobili che volevano dare a parziale sconto dei loro debiti? Da me al mio studio assolutamente no, né presso la sede di Cambiago né presso il mio studio. Non ha mai partecipato a niente, insomma? No, c'è stata lei mi ha chiesto specificatamente se si era parlato di immobili. Un'unica volta si è incontrato il signor D'Alessandro con il signor Vestiti,
nel mio studio a Napoli, ma fu un incontro organizzato all'ultimo secondo e utilizzarono il mio studio come mi chiesero la cortesia che dovessi incontrare da me. Io poi per cortesia di ospitalità partecipai a questa riunione, ma in realtà era l'estremo tentativo ancora del signor Vestiti di trovare una soluzione a questa situazione pendente che c'era, perché in quel periodo Sorrentino era particolarmente arrabbiato perché non venivano rispettati gli accordi. Se ricorda cosa disse D'Alessandro, giusto? Sì, D'Alessandro. Cosa diceva D'Alessandro sul fatto che non per? Se se lo ricorda? Sicuramente comprendeva, si leggeva la sua difficoltà e cercava di prendere tempo sperando di risolvere il problema. Senta, D'Alessandro cercava di prendere tempo per cercare di risolvere il problema? La posizione debitoria era la sua in quel caso rispetto a questo. I toni di queste riunioni, o se assistito a telefonate, erano, diciamo, minacciosi, nel senso che non so, uno diceva, insomma, erano i toni normali, ti faccio atti, ti faccio decreto, oppure non so, presso il mio studio fu una chiacchierata, perché altrimenti non l'avrei consentito, visto che era in casa mia e comunque alla presenza di 10 collaboratori, quindi non l'avrei consentito. Forse anche in virtù del fatto che erano presso il mio studio i toni sono stati sicuramente più cordiali. In altre circostanze sicuramente si sono usati toni più impegnativi, diciamo. Sì. Le altre circostanze, era presente e lei ha telefonate in corso, o diciamo perché le sono stati riferiti? No, telefonate in corso. Nello specifico una volta ero a Cambiago, nei normali miei appuntamenti quindicinali, e ho ascoltato e ho immaginato che dall'altra parte ci fosse D'Alessandro, perché è stato più volte menzionato il suo nome, e lì diciamo che la pazienza da parte dei Vestiti prima e Sorrentino dopo al telefono era un attimino calata. Erano alterati, diciamo. Alterati. Va bene. Le sembrerà una domanda stupida, ma non lo è. Ci sono stati episodi che le abbiano fatto pensare a attività, episodi, fatti, circostanze che le abbiano fatto pensare che ci siano state delle attività di riciclaggio all'interno di Starline? La domanda non è ammessa in questi termini, perché si demanda al testimone delle valutazioni che sono oggetto di questo procedimento e saranno fatte nelle sedi competenti, quindi è inammissibile la domanda. Allora la ripropongo in maniera diversa. Ci sono state operazioni diciamo, di natura finanziaria che avrebbero dovuto essere segnalate, o se ci sono state lei le ha segnalate? Allora, non ce ne sono state, e se vi fossero state operazioni oggetto di attenzione da parte mia lo avrei fatto immediatamente, perché la nostra responsabilità, soprattutto negli ultimi tempi, è molto alta, e quindi sia io che il notaio abbiamo entrambi l'obbligo di segnalare operazioni finanziarie particolari, quindi lo avremmo fatto sicuramente. C'è da dire anche che la natura dell'attività, che per il 99,9% era in rosso, sicuramente non viene svolta con modalità di pagamento per contanti, ma solamente con tracciabilità bancaria. L'unica cosa nel cui merito io non potevo entrare era quello legale ai pagamenti con assegni, perché naturalmente non ho la possibilità di verificare se l'assegno X appartiene all'azienda che ha ricevuto la fattura. Questo è più una considerazione, credo, di carattere bancario, che verifica direttamente che ci sia monitora queste situazioni. Sì, altre due questioni e poi abbiamo finito. Per quanto riguarda invece i rapporti, se li conosce, con delle società che si chiamano Starline e Sofirege, delle società svizzere che hanno operato con Starline. Lei sa qualcosa? Ci può riferire qualcosa? Sofirege, lei mi ha fatto due nomi, Starline e... Scusi, ha ragione, ho sbagliato, erano Sofirege e Silver Square, e in modo particolare con una persona che era il dottor Tonino Leone. Allora, il secondo nome che ha fatto non lo conosco, l'altra società, Sofirege invece sì, perché ho partecipato ad una riunione nella quale veniva spiegato che c'era un progetto legato all'apertura di una rete di negozi in Svizzera che si occupano di vendita di prodotti stoccati in Italia, e c'era l'intenzione di costruire questo progetto attraverso il quale la Starline
riusciva ad acquistare capi stock e poi avrebbe distribuito attraverso la rete dei punti vendita di questa Sofiregio, di cui era titolare il signor Leone, perché l'ho visto all'atto dell'esame della bozza di contratto. Se ci può spiegare meglio questo particolare, cioè il dottor Leone quindi doveva creare una struttura e comprava merce No, l'accordo doveva essere che la Sofiregio, che aveva già di sua natura una struttura, almeno mi pare di ricordare che avesse già una struttura o comunque si sarebbe messo nelle condizioni di poterla aprire nell'immediato, avrebbe acquistato dalla Starline prodotti di marca stoccati, di provenienza lecita ovviamente. Certo, sì, questo. Perché faccio questo passaggio perché nella natura del contratto c'era, in quello che era la bozza, ci deve essere naturalmente la garanzia che tutti i prodotti che venivano acquistati erano di provenienza certa rispetto a quello che era il diffuso reato di produzione di contraffazione dell'abbigliamento, soprattutto quello di marca. Perché erano prodotti di marca? Tendenzialmente sì. Sì, ho capito, adesso ho capito. Cioè, in pratica gli svizzeri volevano essere sicuri che la merce che arrivava dall'Italia e che loro dovevano distribuire in Svizzera fosse come marchio genuina, è questo? Sì, anche perché probabilmente lasciava un'area di dubbio, lo dico da napoletano, la provenienza di coloro i quali erano gli amministratori della società o i consulenti, perché purtroppo la nostra regione dal punto di vista della produzione di merce contraffatta è abbastanza rinomata. Quindi, lo dico con dispiacere. No, certo. È corretto dire che c'era comunque un po' di diffidenza, un po' di preoccupazione da parte di Di Leone nell'acquistare questa merce che doveva distribuire nei suoi negozi, è questo? Assolutamente. Alcune domande specifiche su Vestiti, se sa cosa faceva prima di lavorare in Starline, se sa che tipo di lavoro faceva. Non lo so, però dal punto di vista del prodotto dell'abbigliamento si percepiva la sua conoscenza delle reti di distribuzione e la competenza sul prodotto. Quindi sicuramente aveva conoscenza in quest'ambito. Cosa facesse precedentemente non lo so perché non lo conoscevo. E invece per quanto riguarda Sorrentino? Sorrentino anche. Sorrentino era, da quello che è il mio percepito naturalmente, era più spiccatamente attento e capace nella parte commerciale. Ma non è un imprenditore. Chi si occupava della produzione dei due, se lo sa? No, produzione non è produzione. Degli acquisti? Sì, negli acquisti, cioè di chi si occupava di fare gli acquisti, se lo sa naturalmente, di comprare dalla produzione. Sinceramente potrei dire tutti e due o nessuno, non sarei in grado di farlo, anche perché non è una parte che competiva. No, per carità, sono informazioni che si ha bene. Sì, no, non è il mio percepito sapere se lo faceva uno. Va bene, per me non ci sono altre domande, grazie. La difesa Sorrentino non ha domande? Gli altri difensori hanno domande? Solo una precisazione tra le... Chiedo scusa, dottor Balbi, avvocato Coppola. Volevo capire, lei ci ha parlato di una situazione, diciamo, tra virgolette, debitoria nei confronti della ITB, ma lei la saprebbe quantificare? In questo momento no, ma ne avrei tutti gli strumenti perché la gestione contabile dell'azienda sulla base della prima nota banca e cassa che veniva fatta dalle ragazzi della contabilità sarei in grado sicuramente di farlo, basterebbe avere un PC che è collegato al mio server. Ok, e il tenore di quelle telefonate che lei ci riferiva era legato a questa situazione della Starline o altre somme? Non ho capito qual è di quale telefonata. Cioè, se era riferito al credito, diciamo che lui c'era la posizione debitoria dell'ITB o era riferito ad altre somme? Esatto. Va bene. Chiedo scusa. No, assolutamente relative a quello che era il rapporto commerciale. Va bene, grazie. Anche in mia presenza, poi. Okay. Non ho altre domande, Presidente. Va bene, ci sono altre domande da parte dei difensori? Pubblico Ministero, prego. Dottor Balbi, lei sa che Cirillo faceva il venditore ambulante di vestiario? Non è proprio corretta come definizione, nel senso che lui aveva acquistato e gestiva attraverso la società diversi punti vendita di prodotti dei mercati. Venditore ambulante è chi lo esercita direttamente, lui invece aveva una società che acquistava i punti vendita che il comune affida. E quindi dove vendeva? Nei mercati? In zone mercatali, sì. Nei mercati. Lei aveva modo di parlare per telefono con Vestiti o con Sorrentino o con tutte e due? Come direttamente? Sì.
Potrà essere capitato, ma... E con chi dei due? Forse più con Sorrentino. Di che cosa parlavate? No, sempre nell'unico argomento che ci legava, l'aspetto della Starline. E di che cosa? Quali temi affrontavate? Con Sorrentino particolarmente quello che erano le difficoltà da parte della banca di accettare il bilancio che si stava chiudendo e che non prevedeva l'aumento del capitale, che invece la banca forzatamente voleva per poter erogare. Quindi parlavate di aumento di capitale, di soci, di bilancio, di queste cose qua? Sì, sì. Anche perché è l'unico argomento che poteva condividere con me, visto quello di cui mi occupo. Lei prima ha detto che diciamo, di questo rapporto con la Sofilesh, quindi secondo quelle che sono le sue conoscenze, la Sofilesh aveva come ragione sociale la compravendita di vestiario, di abbigliamento? Non è dato saperlo perché io non ho esaminato il registro delle imprese della Sofilesh. Quindi diciamo però la Sofilesh doveva poi vendere questo vestiario? No, la Sofilesh è quella quale... Lei l'ha detto prima? No, forse mi spiego meglio perché forse mi sono espresso male prima. La Sofilesh voleva sottoscrivere un contratto o addirittura potrebbe essere il contratto, nel senso che Starline poteva richiedere alla Sofilesh di sottoscrivere un contratto perché era un'apertura di un nuovo mercato per loro, perché sarebbe diventato un nuovo cliente. Se poi la vendita veniva fatta, sarebbe stata fatta direttamente dalla Sofilesh o attraverso un'altra distribuzione, non lo sa. Questo non lo so, non era la parte interessata a me, perché mi interessava se Starline avesse un titolo, un contratto in questo caso, che consentisse di avere un nuovo cliente con cui sviluppare un progetto commerciale. La Geco Consulting SRL che cos'è? Era una società di consulenza della mia famiglia. Cosa? Era una società di consulenza della mia famiglia. Della sua famiglia? Sì, di cui sono io amministratore. Lei è l'amministratore? Sì. Adesso si prima la mia sorella. Siamo tre professionisti, io e mia sorella. Ma dico, nell'ambito della Geco lei svolgeva l'attività di commercialista per la Starline? No, assolutamente, lo faccio come professionalità mia. Quindi non nell'ambito della Geco? Dove ha sede legale la Geco? La Geco in questo momento ce l'ha a Bergamo, non più presso lo studio perché sono 2 anni che non c'è più lo studio a Bergamo perché abbiamo centrato tutto a Napoli. Adesso è via Paganini numero 1, che è la residenza sia mia che di mia sorella. E all'epoca dove aveva sede legale? Allora, era prima via Tasso, erano tutte domiciliate presso il mio studio, che corrisponde alla sede poi della Starline fin quando non è stato aperto il punto vendita di Cambiago. Quindi diciamo, la Geco Consulting aveva sede legale presso il suo studio e anche la Starline aveva sede legale. Ma anche tante altre società, perché la domiciliazione societaria è una delle attività che gli studi professionali svolgono solitamente. Quindi diciamo, questo era il suo studio? Questo, assolutamente sì. Va bene, non ho altre domande, Presidente. Va bene. E avete domande? Prego. Sì. Invece lo studio... lo studio di Napoli dove ha sede? Via Cilea 183, Napoli. A Corso Umberto ha mai avuto uno studio? Assolutamente no. Va bene, grazie. Andrea, hai domande? Va bene, grazie, può andare. No, Presidente, a seguito delle prego, avvocato. Sì, allora qualche altra precisazione. La ringrazio. Senta, parliamo di Gianni Cirillo. Lei ci ha detto che aveva un'organizzazione di banchi, cioè non è che facesse lui singola fisicamente ambulante, ma aveva un'attività. Se lo ricorda e se le risulta, aveva dei dipendenti Cirillo per svolgere questa attività? Sicuramente, anche perché il Comune di Milano richiedeva, rispetto a una società che gestisce più punti vendita, il personale abbinato a ciascun punto. E lei se lo ricorda, naturalmente, si ricorda quanti dipendenti aveva? 1, 10, 20, 100? No, sicuramente sotto i 10. Sotto i 10. Va bene, basta, grazie, nessun'altra domanda. Va bene, grazie, allora può andare, buongiorno. Allora, a questo punto rimangono dunque i testi della lista Cosentino, Scarcello e Spina. Mi pare che quanto a Spina la difesa avvocato Coppola abbia inteso rinunciare. Assolutamente, sì, giudice. Quindi per quanto riguarda Scarcello... Sì, l'avvocato Coppola, verbalizziamo un attimo, rinuncia quindi al test Spina, non vi sono osservazioni da parte delle difese ed il Tribunale dispone in conformità. Quindi rimane il test Scarcello. Allora, che voleva dire sul test Scarcello? Dice, io l'ho citato regolarmente sia con raccomandata che con PEC risulta. del 13 maggio. Ho ricevuto stamattina una PEC con un certificato medico. Sì, l'abbiamo ricevuta anche noi. Ah, ok. Va bene, ora lo prendo questo certificato medico e lo esaminiamo un attimo solo. Eccolo qua.
Quindi si resta di ricevere una nuova data per l'udienza affetto da necessita di 3 giorni di riposo, ma non si capisce da che cosa è affetto. Raffreddore? Sindrome da raffreddore. Sindrome da raffreddore per cui necessita di 3 giorni di riposo. Diciamo, questa è la... Se vuole le do la PEC o la prova, insomma. No, non c'è bisogno perché, anzi, più che altro, lei come l'ha citato? Con PEC, questo. Con PEC presso l'indirizzo, ma qual è il suo indirizzo? Lei lo ha indicato nella Sì, lista? sì, è Corso Dov'è? Umberto I all'indirizzo del suo studio, l'avevo indicato già in lista testi, Corso Umberto I 293 Napoli. Sì, è questo che c'ha studiato Corso Umberto I. Che facciamo? Di questi tempi una sindrome da raffreddore comunque è un impedimento a viaggiare perché c'è i contatti con terzi, insomma. Non c'è la temperatura, facciamo 200. Presidente, mi permetta, io le dico la verità, non ci posso rinunciare perché veramente avrei bisogno di fargli alcune domande solo per questo. Non si preoccupi. Altrimenti non avrei tediato il Tribunale. La sanzione. C'è raffreddore 3 giorni di riposo. Non far sanzione di 200 euro. Raffreddore. Che dite? Se no non... dobbiamo dare una... se no andiamo troppo... in assenza di ulteriori valutazioni mediche. Sì. Allora, il Tribunale, ritenuto generico l'impedimento di salute addotto, senza indicazione di fasi acute, cure farmacologiche, ipotesi di ulteriori accertamenti, condanna il signor abbiamo detto Sannella Pec, Scarcello al pagamento di 200 euro in favore del FUG. Sì, ora glielo dico. Allora, arrivo subito nella intestazione della... no, ma anche qui c'ho. Ciro Scarcello. Sì, il test Ciro Scarcello al pagamento di 200 euro in favore del FUG e ne dispone la citazione a cura della cancelleria all'indirizzo di Napoli all'indirizzo di Napoli, Corso Umberto I, numero 293, sì, a mezzo, facciamo stazione CC locale, stante la brevità del rinvio, e rinvia il suo esame all'udienza dell'11 giugno 2021, aula Occorsio, ore 9:30. Mi pare che per quella data fosse stato previsto anche l'esame di un altro testimone. Due testimoni per... Chi erano i testi della difesa Leone? Può ricordarmi i nomi, avvocato Lippi? Sono
certo, sono Zimmerman e Canonica. Zimmerman e Canonica. Va bene, quindi il Tribunale dà atto pertanto che all'udienza dell'11 maggio 21 si procederà anche all'esame dei testi Zimmerman e Canonica. A questo punto inoltre verificheremo la possibilità di citazione per quei 3 testimoni indicati dal pubblico ministero con le loro complete generalità, citati dai collaboratori di giustizia ex 195, e quindi saranno eventualmente citati per la data dell'11 giugno 2021, cioè il Tribunale provvederà a citarli, poi vediamo quale sarà l'esito di questa citazione. Ed inoltre a questo punto le difese erano state invitate a indicare quali fossero gli assistiti che avevano intendimento di sottoporsi ad esame o comunque di rendere spontanee dichiarazioni al fine di calendarizzare in modo adeguato le successive udienze. Sono in grado a questo punto le difese di esprimere le loro determinazioni? Presidente, chiedo scusa, noi stavamo cercando di riuscire ad avere le trascrizioni in tempo utile. Questa mattina l'ufficio copie nel duplicare i formati digitali depositati dai periti hanno cancellato i formati e quindi devono ricontattare i periti per farli ridepositare almeno il programma, mi dice la collega che è in ufficio copie. Quindi noi ancora non sappiamo, non siamo in possesso di queste trascrizioni, non sappiamo quando potremo averle. Va bene, oggi che giorno è? Il 21 maggio, insomma ci sono 20 giorni, potrete certamente avere queste trascrizioni in questo periodo di tempo, quindi torno a chiedere quali sono gli imputati che intendono prendere l'esame o comunque spontanee dichiarazioni? Presidente. Sicuramente avevo già mandato una PEC in tal senso qualche tempo fa quando avevo fatto una richiesta. Allora, a questo punto facciamo quelli che vogliono rendere l'esame, quindi Vestiti vuole rendere l'esame, poi? Vincenzo Senese, classe 90. Vincenzo Senese, quindi le difese rappresentano i seguenti imputati che intendono sottoporsi ad esame. Vestiti, Vincenzo Senese, classe 90. Alessandro Presutti. Sì, Presutti. Sicuramente la posizione dell'avvocato Gai. Quindi Caroccia Daniele? Sì. Caroccia l'avvocato Ludo Boni mi ha dato la conferma. Pezzini? Sì. Barretta? Pezzini? Barretta, Sorrentino. Giudice Cosentino Alessandro che già ha fatto dichiarazioni spontanee, quindi sarà molto breve l'esame, giusto qualche chiarimento. Quindi si vuole sottoporre ad esame comunque sì, Cosentino, sì. giusto? E dichiarazioni spontanee anche di Senese Angelo e Senese Michele. Allora, Senese Angelo e Senese Michele rendono dichiarazioni spontanee. Presidente, anche dichiarazioni spontanee di Giuliano Giovanni e Senese Vincenzo, classe 77. Giuliano e Senese Vincenzo, classe 77. E Celano. Sì. E Celano. Sì. Senese Vincenzo, classe 77 e Giuliano. Ora ripetiamo tutto, vediamo un po' se abbiamo completato. Nessun altro? L'avvocato Ciampo mi diceva che Ugo Di Giovanni l'ha già reso. Sì, lui li ha già rese. Sì, va bene. Allora, a questo punto ricominciamo a vedere se abbiamo preso tutte le posizioni, quindi si anticipa che intendono sottoporsi ad esame i signori Vestiti, Sorrentino, Cosentino, Barretta, Pezzini, Senese classe 90, Senese Vincenzo, mi scusi, classe 90, Presutti e Caroccia Daniele. Mentre intendono rendere, un attimo solo e poi aggiungiamo, mentre intendono rendere spontanee dichiarazioni gli imputati Senese Angelo, Senese Michele, Senese Vincenzo classe 77, Giuliano e Celano. Dica, avvocato Lippi. Sì, la difesa di Tonino Leone nella realtà dei fatti aveva già richiesto la possibilità di far rendere l'esame a Leone con la forma della videoconferenza.
che sarà disattesa. Io in questa sede reitero, no? Sì. questa istanza, perché magari il Tribunale, alla luce dell'istruttoria che è prossima alla sua conclusione, potrebbe anche magari ravvisare l'utilità, no? di sentirlo. Grazie. Allora, quindi la difesa reitera l'istanza di esame del Leone in videoconferenza dalla Svizzera, e su questa istanza il pubblico ministero... Riporto alle precedenti considerazioni e chiedo che il Tribunale confermi, come dire, il provvedimento. Il PM si riporta alle precedenti considerazioni e il Tribunale conferma il proprio precedente provvedimento. Più che l'utilità, si tratta della forma con la quale si chiede di assumere le dichiarazioni, che si assume non essere consentita, insomma, in questi termini. Allora, detto questo, possiamo fare, diciamo, una ripartizione. Presidente, chiedo scusa, è il sito di Salerno, non riusciamo a metterci in contatto con l'aula master, l'imputato vuole parlare con l'avvocato Esposito Vincenzo. Quale imputato, mi scusi? Chi è? Giuliano Giovanni. Vuole parlare con l'avvocato? Sì. Perché stiamo ancora, diciamo, svolgendo alcuni adempimenti per iscritto, ma a breve sarà messo in contatto, va bene? Allora, Presidente, se posso, dica. Una cosa brevissima, se condivide naturalmente, siccome questo procedimento è sostanzialmente sul filone, diciamo, romano e milanese, io chiedo, se possibile, sentire Sorrentino e Vestiti per ultimi, dopo aver sentito tutto il resto, perché credo che sia più... Per ultimi rispetto a chi, avvocato? Rispetto a tutti quelli che hanno chiesto di essere sentiti o interrogati o per spontanee dichiarazioni. E questo, a meno che non vi sia un accordo tra... Non c'è opposizione naturalmente da parte dei colleghi o del pubblico ministero, cioè è un fatto, diciamo, logico. Siccome l'indagine per la parte cosiddetta romana e poi per l'ipotesi di riciclaggio commessa da Starline, credo, ma è una mia modestissima opinione, che sarebbe logico sentire Sorrentino e Vestito per ultimi. Allora, possiamo fare in questi termini, se va bene per tutti. L'11 giugno 21 possiamo programmare l'esame di Presutti, Caroccia Daniele, Vincenzo Senese classe 90, e basta, perché già abbiamo diciamo i testimoni e queste posizioni attengono, diciamo, a questo filone, vogliamo dire, romano, Presutti diverso da quello di Senese classe 90 e Caroccia, ma insomma comunque sono entrambi romani. All'udienza del 14 giugno 21, invece, all'udienza del 14 giugno 21, che è sempre fissata in aula Occorsio per le 9:30, renderanno l'esame, poi nell'ordine, insomma, si vedrà in quella data, ma in ogni caso Vestiti, 14 giugno 21, Vestiti, Sorrentino, Barretta, Cosentino e Pezzini. Mi sembra che abbiamo esaurito gli imputati che si sottopongono all'esame, o ne ho escluso qualcuno? Sono tutti quelli che... Sono tutti. E poi in coda mettiamo le dichiarazioni spontanee di Senese Angelo e Senese Michele, di Giuliano e di Senese Vincenzo classe 77 e di Celano, quindi più di... Sì, no, il 14 giugno tendenzialmente, quindi più dichiarazioni spontanee mettiamo al 14 giugno, ok? Questo è il programma, diciamo, per ora di massima, e lasciamo ancora le udienze ulteriormente calendarizzate, le lasciamo ancora. Va bene. E a questo punto mi pare che non ci siano altre esigenze da prendere in considerazione. Avvocato Marino, dica pure. Sì, un'ultima cosa. Allora, la scorsa udienza avevo fatto un'istanza per la concessione di arresti domiciliari e avevo anticipato che avrei poi anche consegnato una sintesi di quello che avevo fatto. Ho preparato un'istanza, se posso depositarla. Poi può depositarla, perché il Tribunale non ha ancora provveduto, però può dare atto, il Tribunale ha richiesto una relazione sanitaria
sulle condizioni di salute del Vestiti e mi hanno comunicato che in mattinata oggi l'avrebbero mandata, è stata già sollecitata un paio di volte, quindi all'esito di questa relazione il Tribunale potrà provvedere e quindi potrà tener conto anche di questa sua istanza formalizzata per iscritto. Quindi la difesa avvocato Marini, dimmi a che punto sei e io ti no, quello che ti manca ti aiuto, dimmi tu. Va bene, intanto mentre finiamo il calendario facciamo a verbale, tanto la cancelleria ce l'ha già tutte verbalizzate e comunque noi le ripetiamo. Le solite enunciazioni circa gli adempimenti successivi, quindi videocollegamento con gli imputati che sono detenuti fuori Roma, salva rinuncia, traduzione degli imputati detenuti a Roma, salva rinuncia, non si traduca il di Giovanni perché è rinunciante a comparire per le udienze calendarizzate. Gli imputati che sono sottoposti a misure detentive diverse dalla custodia in carcere o comunque misure coercitive sono autorizzati ad intervenire con mezzo proprio per la prossima udienza. E si prende atto che il Barretta è stato anche autorizzato dal magistrato di sorveglianza di Verona in tal senso, con tutta una serie di prescrizioni cui si atterrà, più rigorose anche di quelle che ha stabilito il Tribunale di Roma sugli orari e che dovrà comunicare poi, va bene? Sì, passiamo il numero al difensore e formalizziamo ancora che l'avvocato Marino... Per il difensore di Giuliano Giovanni. Sì, l'avvocato Marino ha formalizzato l'istanza per la concessione degli arresti domiciliari. È già pervenuta in cancelleria? No. L'ha formulata oralmente alla scorsa udienza e oggi deposita un'istanza scritta. Però già il PM si è... Sì, diamo atto che viene depositata un'istanza scritta di concessione di arresti domiciliari per Vestiti. Va bene, grazie signori, buongiorno. Possiamo chiudere i collegamenti e chi deve parlare con gli imputati può farlo. Prego, va bene.